Buongiorno, ben ritrovati. Sono le 12 in punto di lunedì 30 maggio. Buon inizio settimana a tutti insieme per darvi anche oggi, come sempre, tante informazioni, tante notizie, aggiornamenti di cronaca che arrivano dalle nostre redazioni in tutto il Veneto, e poi ospiti e collegamenti. Approfondiremo varie tematiche, naturalmente parleremo di economia, di politica con le novità di queste ultime ore, e poi affronteremo anche un tema molto importante, quello legato ai disturbi del comportamento alimentare, un problema che si è amplificato in questi 2 anni di pandemia. Ma iniziamo, come detto, dalla cronaca, perché purtroppo anche oggi vi dobbiamo dare notizia di diversi incidenti stradali sulle strade della nostra regione. Iniziamo con quanto accaduto nel Padovano, con la tragedia che si è consumata la scorsa notte a Megliadino San Vitale. Un ragazzo di 27 anni è morto dopo essere finito con la sua auto contro un muretto. Da poco tempo era rimasto orfano. Lo schianto all'improvviso nel buio della notte, l'auto che finisce contro un muretto di recinzione, un impatto così violento che non ha lasciato scampo al giovane alla guida. Tragedia nella notte a Megliadino San Vitale. La vittima è Giulio Santi, 27 anni. Ha perso la vita alla guida della sua vettura intorno a mezzanotte e mezzo mentre stava tornando a casa. La Fiat Punto, guidata dal giovane per cause da accertare, dapprima finita nel fossato che costeggia via Bosco Alto, poi ha sbattuto contro il muro che limita l'ingresso di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Este, che hanno messo in sicurezza l'automobile ed estratto il conducente dalle lamiere divelte dell'abitacolo. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, per Giulio Santi non c'è stato nulla da fare ed è morto per le ferite riportate. All'origine dello schianto forse un colpo di sonno o forse un malore. La procura di Padova potrebbe affidare ad un esperto l'autopsia per chiarire le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi. Uscita autonoma di strada anche a Caprino Veronese, vittima un cittadino moldavo di 25 anni residente nella provincia di Verona. Il giovane, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti per i rilievi di legge, ha perso all'alba di oggi il controllo della sua Peugeot 308 lungo la provinciale che porta a Costermano sul Garda. Il veicolo si è ribaltato più volte nel campo a lato della strada. Il giovane 25enne è morto praticamente sul colpo. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. E con la cronaca ci spostiamo in provincia di Treviso con un'accusa molto grave nei confronti di 4 giovanissimi da parte di una loro coetanea. L'accusa è quella di violenza sessuale di gruppo. Il processo inizierà a novembre, 3 anni dopo l'inizio di una vicenda che si è confermata e vedrebbe 4 ragazzini accusati di violenza sessuale di gruppo. Uno stupro che, secondo il racconto della vittima, 16 anni all'epoca, sarebbe avvenuto in casa di uno dei coetanei dopo che le era stato offerto uno spinello che l'aveva fatta stare male. La ragazzina, che ha denunciato tutto nel giugno 2020, mesi dopo, per la vergogna, ha raccontato di aver accettato l'invito a casa dell'amico, non sapendo che poi nell'abitazione avrebbe trovato altri 3 giovani. Dopo la sua denuncia è scattata l'inchiesta della Procura dei Minori e ora, al termine delle indagini del pubblico ministero, la Procura stessa ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dei 4 giovani, che verranno giudicati con rito abbreviato. E restiamo nella Marca Trevigiana con la cronaca, con un'operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso per l'appunto. Vendevano online scarpe del tipo del modello sneakers di un noto marchio italiano che era però contraffatto. 2 trevigiani sono stati denunciati dalle Fiamme Gialle per ricettazione e contraffazione. Nell'arco di poco meno di un anno, utilizzando un account Facebook e un canale Telegram che in pochi mesi hanno registrato numerose iscrizioni e sul quale era possibile ottenere anche un book fotografico delle scarpe offerte, sono riusciti a vendere calzature, solitamente del valore di mercato prossimo ai 500 euro per singolo paio, al più vantaggioso prezzo di 200 euro. Numerosi gli acquirenti tra le province di Treviso, Venezia, Udine, Vicenza, Padova, ma anche Pordenone, Pesaro, Urbino e Bari,
tutti sanzionati per incauto acquisto di merce contraffatta. Le sneakers, che riproducevano un marchio tra i più in voga fra i giovanissimi, erano commissionate dagli indagati a fornitori con sede in Cina, che le spedivano a Treviso dopo averle personalizzate in base alle richieste degli acquirenti. Dopo il pagamento, i clienti ricevevano le scarpe direttamente a casa con corriere espresso. Nel corso delle indagini è stata dapprima perquisita l'abitazione dei due indagati, sequestrando merce già pronta per la spedizione e soprattutto i telefoni utilizzati per la gestione online della rete di commercio illegale. Successivamente è stata ricostruita la mappa dei traffici dei due che, per arrotondare i guadagni mensili, avevano messo in piedi un vero e proprio secondo lavoro. E adesso un incidente in montagna a Posina, in provincia di Vicenza. Un escursionista ieri pomeriggio è scivolato per una cinquantina di metri mentre percorreva la strada degli Scarubbi. È stato soccorso e trasferito in ospedale. Una brutta caduta per un escursionista ottantenne. La centrale del SUEM di Vicenza ieri pomeriggio ha allertato il soccorso alpino di Arsiero per l'escursionista ruzzolato una cinquantina di metri nel bosco dopo essere scivolato sul sentiero bagnato dalla pioggia. L'ottantenne di Milano, che stava scendendo assieme a una comitiva dalla strada degli Scarubbi, si era fermato sulla strada sterrata sottostante, dove erano sopraggiunte anche due ambulanze che gli avevano prestato le prime cure. È stato poi trasportato in ospedale con l'elicottero arrivato da Padova. E sempre nel Vicentino, con il bilancio dei controlli interforze in questo fine settimana contro episodi di degrado, spaccio e bivacco, sono 269 le persone identificate. Altro weekend di controlli in città nelle aree segnalate dai cittadini per episodi di spaccio e degrado. Pattugliamenti interforze mirati che si sono concentrati anche in orario notturno tra Campomarzo, Viale Milano, Giardini Salvi, Ponte degli Angeli e in centro, luogo di aggregazione particolarmente frequentato soprattutto nelle giornate di sabato e domenica. L'intensificazione dei servizi ha avuto tra gli obiettivi quello di tenere sotto controllo la presenza talvolta illecita di soggetti con comportamenti molesti che infastidiscono residenti e passanti e arrecano danno ai commercianti bivaccando sulle panchine a consumare alcolici. Il bilancio dei controlli ha permesso di identificare 269 persone, 51 con precedenti, e ha portato il questore ad emettere 9 decreti di allontanamento in cui gli stranieri irregolari, 5 nigeriani, 3 marocchini, ma anche un dominicano, un serbo, 2 tunisini con a carico precedenti, dovranno lasciare il territorio entro 7 giorni, emessi anche 10 avvisi orali e 12 fogli di via. E adesso dovremmo essere in grado, lasciamo per un attimo la cronaca, di collegarci con il Cafoncello di Treviso, dove si è appena conclusa la firma, la sottoscrizione di una convenzione tra INPS e Pulse 2 per quanto riguarda la creazione di un hub dedicato alle persone con disabilità. E per noi a Treviso c'è la nostra Lina Paronetto insieme al presidente del Veneto Luca Zaia e al direttore dell'INPS del Veneto Antonio Pone. Lina, a te la linea. Quando siamo nati noi, ti buttano le pietre in ogni caso. Forse Lina non mi sente in questo momento, vedo che stanno ancora parlando gli ospiti. A te la linea. Allora, siamo già in onda, mi dicono. Buongiorno Francesca, eccoci in diretta ad Antenna 3, siamo col presidente regionale Luca Zaia, il presidente regionale dell'INPS Antonio Pone, buongiorno. Entrambi siamo all'interno dell'ospedale, anche diciamo, per cui siamo con la mascherina. Siamo all'interno dell'ospedale Cafoncello, teniamo le mascherine. Naturalmente si è appena conclusa una importante conferenza stampa relativa al recupero di un immobile a Farra di Soligo che verrà destinato a una casa per soggetti disabili, al momento profughi arrivati dall'Ucraina che hanno necessità specifiche, e in futuro un modello per l'accoglienza di disabili, magari bambini autistici, diceva il presidente Zaia, di cui c'è grande bisogno perché purtroppo è un fenomeno di peso, no? Nella nostra provincia, con numeri significativi. Allora, cominciamo da lei, presidente. Da dove è nata questa idea e appunto dove può portare, nel senso che lei dice modello da mutuare? Sì, nasce da un incontro con il dottor Pone, direttore dell'INPS regionale, e loro hanno questa disponibilità di questa struttura, bellissima struttura a Farra di Soligo. Ne abbiamo parlato anche con il sindaco, che è sempre attento
il sindaco Perencin a risolvere questi problemi, e alla fine il combinato disposto è stato di aver messo insieme tutti i punti di forza e diamo una risposta alle famiglie. Voglio ricordare che un nato su 77 bimbi è autistico, quindi è una statistica pesante, inesorabile, che ci dice che comunque abbiamo una cinquantina di nuovi nati ogni anno che sono autistici in provincia di Treviso. Ovviamente questo modello non è fine a se stesso, perché aiuteremo le famiglie eccetera e ovviamente i bimbi, ma dall'altro vogliamo utilizzarlo per replicarlo in giro per la provincia di Treviso e anche in Veneto. Ecco, lei l'ha chiamato cadavere eccellente, ma sicuramente ci sono edifici, patrimonio di enti pubblici che potrebbero effettivamente trovare un riuso e anche una rivalorizzazione in questo senso. Beh sì, cadavere eccellente non è un'offesa, nel senso che se tu hai edifici abbandonati che sono messi bene oppure che puoi recuperare, o li vendi. Noi come ente pubblico o li vendi, quindi li valorizzi in quella maniera, o li dedichi alla comunità, però debbono essere dedicati in maniera, diciamo, sostenibile. Pensare di darli al sociale e all'aiuto alle famiglie direi che è la migliore operazione che si possa fare, e l'abbiamo fatta. Ecco Presidente, lei ha fatto velocemente un cenno anche al recupero delle prestazioni sanitarie post-Covid, è un lavoro immane anche questo, ma si sta procedendo. Sì, ma è un problema che abbiamo in tutte le regioni, nel senso che noi siamo usciti dal Covid con circa 500.000 prestazioni da recuperare, stiamo recuperando e i dati mi dicono che stiamo recuperando bene, e bisogna avere un attimo di pazienza, perché comunque si è creato un imbuto, è come quando c'è la coda in autostrada con l'incidente, c'è stato l'incidente che è il Covid e tutti si sono messi in coda, ma adesso si smaltisce il traffico. Ovviamente ringrazio tutti i sanitari della sanità pubblica, sono 11.000 medici e tutti gli operatori eccetera che si danno da fare e stanno facendo un lavoro poderoso come hanno fatto durante il Covid, e anche tutto quello che sono gli ambulatori privati o altro sui quali ci appoggiamo, ma non è che trasferiamo la sanità nel privato. Se vogliamo fare la radiografia piuttosto che un attacco o risonanze a tutti velocemente, dobbiamo fare così, se no noi potremmo farlo anche come pubblico, ma le 500.000 prestazioni le dobbiamo dilatare veramente in un periodo troppo lungo e insostenibile. Ecco, tornando al tema, dottor Pone, lei diceva l'indirizzo del Presidente nazionale Tridico è proprio questo, no? Valorizzare questi immobili. Per voi, anche mettendoli a disposizione gratuitamente, rimane comunque un valore aggiunto? Assolutamente sì, l'immobile non era più utilizzato dal 2013. È un immobile che l'INPS ha ereditato da altri enti che sono stati incorporati. Questo è un immobile cosiddetto ex Enam, a cassa, diciamo, per i maestri e il personale della scuola. L'obiettivo era innanzitutto di tornare a ripristinarlo, perché un immobile con quelle caratteristiche, se non viene utilizzato, si ammalora e perde anche valore, ed era in condizioni effettivamente di degrado. Il secondo obiettivo era di restituire l'immobile alla comunità territoriale al quale appartiene, Farra di Soligo, ma tutta la Marca trevigiana. E il terzo obiettivo era che la destinazione d'uso fosse coerente con le finalità sociali dell'istituto, e il progetto di inserimento e di riqualificazione anche professionale dei portatori di disabilità è un progetto assolutamente di pregio. Tutto questo è stato possibile quindi attraverso la sponda formidabile che abbiamo trovato nella conferenza dei sindaci dell'AS 2 e nella direzione generale dell'AS 2, che hanno proposto un progetto che tra quelli che abbiamo raccolto è stato selezionato perché è quello che largamente aveva in maggior misura questi requisiti. E quindi da questo punto di vista, come sempre, le cose si fanno in due. Noi avevamo un obiettivo preciso e abbiamo trovato qualcuno che ha creduto nelle potenzialità della struttura e ci ha costruito sopra un progetto che credo sia un progetto che poi vedremo replicato anche altrove, perché ha caratteristiche di grande interesse anche in prospettiva, proprio nell'utilizzo e nel recupero di questo tipo di immobili. Senta, spesso, magari l'ha ricordato anche il Presidente Zaia, di questi enti pubblici come il vostro, si dice insomma lentezze, qui in un mese di fatto avete sistemato tutto. In un mese questo immobile, da una situazione di degrado e di impresentabilità, è risultato addirittura avere le certificazioni antincendio, attraverso la sostituzione di tutto quello che era il sistema della sicurezza antincendio, trattamenti ignifughi, maglioni antipanico, rilevatori di fumo e quant'altro, ma sono state sostituite le caldaie. Chi sta facendo ristrutturazione in questo periodo sa quanto è difficile fare questi lavori oggi, e sostituzione di bollitori per l'acqua calda sanitaria, insomma un lavoro veramente molto importante fatto nel giro di un mese, in strettissima collaborazione
collaborazione sempre con l'ASE, che ha seguito e monitorato tutte le attività. Diciamo che le pubbliche amministrazioni risentono anche del territorio in cui sono inserite, e sotto questo profilo ci piace anche rappresentare un po' un modello positivo, no? E un riferimento al quale guardare. È quello che fa il Presidente Zaia nel suo Ministero delle Regioni, è quello che in piccolo cerchiamo di fare anche noi nel nostro INPS. Ecco, un'ultimissima cosa, Presidente, lei ha detto che il dottor Benazzi, direttore dell'ULSS, sta già lavorando a un altro immobile. Sì, su un'altra struttura confermo, ancora non rendiamo nota la localizzazione, anche perché non vorremmo creare aspettative se poi non si va al vedo e quindi al compimento dell'operazione. Immagino lo si farà, e direi che ringrazio INPS perché ci ha dato modo di fare ovviamente una bella operazione, quindi noi abbiamo utilizzato questa collaborazione con il dottor Pone e con INPS per poi replicare questo modello. Benissimo, io ringrazio il Presidente della Regione Luca Zaia e il Presidente dell'INPS Antonio Pone. Francesca, ti restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Lina Paronetto, grazie ai tuoi ospiti e grazie a Nicoletta Rizzetto. Saluto subito e mi scuso per l'attesa con il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Buongiorno, ben ritrovato senatore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora senatore, iniziamo dai fatti della giornata. Oggi è stato convocato un Consiglio europeo straordinario, sul tavolo ci sarà anche il Premier Draghi, si discuterà di embargo del petrolio. Sappiamo che c'è un veto dell'Ungheria che sta bloccando, ma potrebbero esserci malumori anche in altri paesi europei. Si parlerà naturalmente di elettricità, si parlerà anche dell'invio di nuove armi in Ucraina. Insomma, sul piano ci sono ancora un pacchetto di sanzioni verso la Russia, e sul fronte diplomatico, per quanto riguarda la guerra, ci potrebbe essere una telefonata a tre, questo che titolano oggi i giornali, tra Zelensky, Erdogan, ancora questa figura di mediazione della Turchia, e lo stesso Putin. Insomma, tanta carne al fuoco. Potremmo essere davvero ad un punto cruciale per il conflitto. Ma purtroppo questa telefonata sarà difficile che ci sarà nelle prossime ore, in quanto Putin ha appena risposto che non è pronto per farla, perché vede, noi dobbiamo tutti cercare la pace, però la pace dobbiamo volerla tutte, e devono volerla in particolare coloro che hanno iniziato la guerra con aggressione nei confronti di un popolo libero e sovrano come l'Ucraina. E quindi è nelle mani di Putin fondamentalmente. Ora noi facciamo bene, il Presidente Draghi fa benissimo a fare tutte le pressioni per arrivare alla pace nei tempi più veloci possibili. Però è una pace che non è possibile se Putin continua con una strategia dell'aggressione, della sopraffazione, dell'atrocità come sta avvenendo in Ucraina. Dopodiché tutti dobbiamo continuare in questa direzione e non desistere mai da questi tentativi. C'è tutta la questione economica, ne abbiamo parlato più volte insieme a lei, senatore, dal caro dell'energia, del gas, a questo possibile embargo del petrolio che preoccupa molti stati europei. Si troverà la quadra intorno a questa ipotesi e intorno a questo sesto pacchetto di sanzioni? Se sarà possibile raggiungere la pace, sarà anche per una risposta organica e unitaria e anche forte da parte dell'Unione Europea, e la compattezza dell'Unione Europea è quella che ci ha fatto uscire in maniera positiva dalla pandemia, è quella che ha risposto in maniera forte all'aggressione di Putin, mettendo quel regime in forte difficoltà. Ora c'è chi sta cercando invece di indebolire questa risposta, e mi riferisco in particolare a colui di cui parlava lei prima, cioè del governo ungherese di Orban, il quale sta facendo un gioco non utile all'Unione Europea. Vi voglio anche ricordare che Orban riceve dall'Unione Europea svariati miliardi all'anno che gli consentono di trasformare il suo paese, e il rapporto tra ciò che contribuisce il suo governo, l'Ungheria, all'Unione Europea, e quanto l'Unione Europea dà a quel governo, a quel paese, è assolutamente squilibrato. Io credo che si debba superare il sistema del veto nell'Unione. Ci sono 27 paesi, non è possibile che ci siano paesi che prendano senza dare alcunché, anzi mettendo in difficoltà le scelte che vanno nella libertà, nell'indipendenza energetica di tutti i cittadini, compresi i nostri. Quindi auspico che ci sia una grande riforma dell'Unione Europea, e che così come in tutti i sistemi democratici si passi a un sistema di decisione non più unanime ma a maggioranza. E questa è la grande pressione che sta facendo anche Draghi, perché vede, in questi 2 giorni il lavoro è duplice. Sono 2 binari importanti entrambi. Uno è la risoluzione del breve periodo, e c'è anche l'embargo nei confronti del petrolio e poi domani anche del gas russo.
ma poi c'è il tema di rafforzare ulteriormente l'Unione Europea e abbiamo potuto vedere plasticamente in queste settimane, in questi mesi, quanto questo sia fondamentale per la libertà e la sicurezza anche del nostro Paese. Lei qualche giorno fa, parlando insomma di quelle che possono essere le alternative alla luce di queste sanzioni, di questi embarghi, ha detto la decisione del G7 Energia e Ambiente di porre fine ai finanziamenti delle centrali elettriche a carbone entro il 2022, ha detto è un regalo ai nostri figli. E quello del carbone era un'ipotesi che era arrivata proprio anche sul tavolo del nostro governo per far fronte a questo eventuale stop del gas russo. È stata archiviata? Il G7 Energia e Ambiente, che ha visto i 7 paesi, diciamo, leader dell'economia mondiale a Berlino nel 27-28 di questo mese, è stato un passaggio importante. Come lei sa, è stato preceduto dal mandato che in aula abbiamo dato al ministro Cingolani. Io sono intervenuto appunto a nome del Partito Democratico definendo le strategie che secondo noi sono fondamentali. Ed è evidente che la strategia fondamentale è quella di raggiungere l'obiettivo di rendere autonomo e indipendente il nostro Paese dal punto di vista energetico. Non possiamo dipendere nella nostra sicurezza, nelle bollette che dobbiamo pagare come cittadini, come imprese, da paesi stranieri, che magari sono paesi instabili, insicuri o magari aggressori, come è successo con la Russia. E allora dobbiamo lavorare velocemente per questa indipendenza. E qual è la possibilità unica che abbiamo? Noi non abbiamo carbone, non abbiamo petrolio, abbiamo pochissimo gas, abbiamo anche pochissimo petrolio, quindi un po' ne abbiamo ma pochissimo. Ma lo stesso avviene a livello europeo. E allora noi dobbiamo puntare su cosa? Sulle energie rinnovabili. Guardi, proprio la scorsa settimana sono venuti i vertici dell'Enel, abbiamo fatto un incontro qui al Senato, e mi hanno già rappresentato che l'Enel, che è il più grande produttore di energia elettrica a livello italiano, uno dei player più importanti a livello internazionale, ebbene l'Enel produce già il 45% del totale dell'energia che produce attraverso le rinnovabili. Nel brevissimo tempo, supererà il 50%. Quello è il modo per rendere il paese sicuro, le bollette accessibili, basse, e per creare anche un sistema sostenibile per il nostro paese. Dopodiché, nel breve periodo, è chiaro che noi dobbiamo lavorare per l'embargo del petrolio della Russia, perché vede, non è possibile che ogni giorno l'Unione Europea finanzi esattamente la spesa di Putin per la propria guerra contro l'Ucraina. Siamo sui 700-800 milioni di euro. È una follia dalla quale dobbiamo uscire. Venendo agli affari di casa nostra, senatore, la seconda metà di giugno sarà particolarmente incandescente dopo le elezioni, perché sul tavolo ci sono molti provvedimenti importanti, dal decreto aiuti al decreto concorrenza, e c'è poi anche un nuovo invio di armi che sta già facendo discutere all'interno della stessa maggioranza. La domanda che le faccio è: c'è un rischio che questo esecutivo possa cadere proprio sull'invio di nuove armi all'Ucraina, quindi sulla politica internazionale? Ma sa, il mandato nei confronti del nostro governo è stato dato dal Parlamento quasi all'unanimità ormai 2 mesi fa, anzi più di 2 mesi fa, ed è un mandato che si configura all'interno del diritto internazionale, tanto che è un mandato all'interno delle politiche delle Nazioni Unite. Ora le Nazioni Unite sono bloccate dal veto della Russia all'interno del Consiglio di sicurezza, ma tutte le altre nazioni hanno espresso a stragrande maggioranza l'adesione a un progetto di sostegno dell'Ucraina, che è un sostegno innanzitutto alla popolazione che soffre, ai migranti, alle migliaia e milioni di persone, bambini inclusi, che sono dovute scappare per l'aggressione che stanno subendo. E su questo c'è stata una risposta dell'Unione Europea e anche del nostro Paese assolutamente efficace e innovativa. Dopodiché c'è il tema delle armi, però vede, anche qui la difesa di un popolo è quello che viene sancito esattamente dalla nostra Costituzione, che rifugge le armi come strumento, le guerre come strumento di offesa, ma non come strumento di difesa, e questo è quanto prevede anche, tra l'altro, il Trattato delle Nazioni Unite all'articolo 51, dove prevede il diritto alla legittima difesa dei paesi che vengono aggrediti, perché se così non fosse, è chiaro, è del tutto evidente che Putin, una volta che ha conquistato l'Ucraina, potrebbe conquistare la Lituania, l'Estonia e i paesi appunto baltici, e poi perché no la Slovacchia e via dicendo. Allora, di fronte all'aggressione noi dobbiamo porre una risposta forte, ferma, determinata, e contemporaneamente
proseguire col lavoro della diplomazia. Però mi permetto una riflessione su questo. Se la diplomazia riuscirà a raggiungere un accordo, sa perché Putin è stato fermato dal punto di vista militare. Perché se avesse avuto la possibilità di catturare o uccidere Zelensky, di imporre un sistema autoritario anche al popolo libero di 40 milioni di ucraini, è del tutto evidente che questa pace non sarebbe stata una pace, ma la sottomissione di un popolo a nome non di un altro popolo, perché non c'entra il popolo russo, ma il governo Putin, e quindi un'ingiustizia strutturale che avrebbe creato certamente, questa sì, guerra, resistenza per i prossimi decenni. Allora, quando si parla di come dire, pace, dobbiamo capirci cosa vogliamo dire. Pace non vuol dire essere lasciati in pace, solo perché non tocca direttamente magari oggi il nostro territorio, i nostri cittadini. Pace vuol dire avere la responsabilità di sentire che ogni popolo invaso riguarda me stesso, che è un popolo che soffre come se il mio popolo stesse soffrendo, e poi agire di conseguenza in modo tale che le risoluzioni, che le controversie possano trovare una soluzione all'interno del rispetto del diritto internazionale e non invece attraverso l'imposizione della forza altrui. Io non credo il governo cadrà su questo, perché non ci sono né pregiudizi giuridici né politici perché questo avvenga. Ci sono certamente alcune operazioni legittime di alcuni, altre operazioni un po' speculative. Basta vedere Salvini che vuole andare in Russia per ritornare da dove è partito qualche anno fa, ma questi sono giochetti per raccogliere, sperando, e secondo me tra l'altro attesa vana, per raccogliere qualche voto in più. La realtà è che ci deve essere compattezza del governo per far finire nel modo più veloce possibile questa guerra. Era la domanda che le avrei fatto subito dopo quella di questo viaggio che al momento sembra congelato di Salvini a Mosca, proponendosi come mediatore per la pace. Lei la vede solo come una manovra per raccogliere più voti, e si parla anche, la domanda successiva, di un cerchio magico di consiglieri intorno al segretario della Lega, di persone extra al carroccio. Ma vede, Salvini è quello che ha detto che avrebbe scambiato volentieri 2 Mattarella per mezzo Putin. È quello che ha detto da Mosca che si trovava più a suo agio a Mosca che nei paesi democratici europei. Salvini è colui che non riesce a dire il nome Putin. Bisognerebbe chiedere come mai non riesce a dire il nome Putin. Salvini è il leader di quel partito che ha avuto un finanziamento cospicuo anche da quel paese. E quindi questi sono dati oggettivi, vede, il fatto che non riesca nemmeno in aula al Senato a dire il nome Putin e non riesca a fare un ragionamento di solidarietà vera e di soluzione vera al di là della propaganda la dice lunga. Ora, il tentativo di andare in Russia mi pare sia stato assolutamente fallimentare, sarebbe un tentativo assolutamente, come dire, improbabile, come giustamente ha detto il Ministro della Difesa. E noi ci aspettiamo che un leader di un partito che appoggia il governo Draghi, ragioni con il governo per trovare questa volta sì una soluzione che non sia propaganda chiacchiericcio e che non sia tra l'altro l'ennesima figuraccia che ha fatto lo stesso Salvini. Lei si ricorderà di certo quando è andato dal sindaco di quel comune polacco, un sindaco tra l'altro di destra, di estrema destra, e si è visto mostrare dal sindaco la maglietta di Putin, cioè la stessa maglietta che Salvini aveva indossato qualche tempo fa quando era parlamentare europeo, appunto a sostegno di Putin, ammiraglio di Putin, guerrafondaio di fatto, che è poi quello che si è manifestato. Quindi qui non servono propaganda, non servono sciocchezze, qui serve serietà e bisogna trovare la soluzione per portare la pace davvero radicata in base al diritto internazionale. Ultimissima domanda, senatore, riguarda la sua Venezia, perché oggi il sindaco Brugnaro è tornato sul tema di quel ticket d'ingresso, il contributo di accesso alla città. Dice: stiamo lavorando ad un sistema premiante di prenotazione della città. Chi prenota potrà beneficiare di un risparmio evidente, chi invece non prenota sarà soggetto ad una tassazione più alta, e ha specificato che questo ticket entrerà in vigore dalla prossima estate, quindi per estate 2022 non ci sarà nessun accesso a pagamento città di Venezia. Come vede questo premiare chi prenota, tipo un museo? D'altronde Venezia è un museo a cielo aperto. Lei mi sembra che si fosse detto positivo ad ogni misura che potesse salvaguardare il futuro della città.
Venezia è una città straordinaria, è una città molto fragile, è una città che ha solamente il nucleo, diciamo la città antica di Venezia, 50.000 abitanti, invece si trova ogni giorno, soprattutto nei momenti diciamo di punta, una presenza di turisti superiori ai 100.000. È chiaro che non è gestibile una questione di questo tipo, un turismo di questa natura, un turismo mordi e fuggi. Naturalmente poi contemporaneamente va anche garantita la possibilità di visitare gratuitamente Venezia, perché Venezia è un patrimonio dell'umanità, eccetera, va trovato un giusto equilibrio. Io sono a favore su forme di controllo degli accessi. Il problema è che questa amministrazione comunale sono anni che ripete le stesse cose, ha messo dei tornelli che sono stati semplicemente propaganda perché non hanno mai funzionato, cioè li ha installati ormai da anni all'accesso del ponte della Costituzione, il cosiddetto ponte di Calatrava, ma non sono mai partiti. E lo stesso si dice relativamente alla prenotazione. Sono ormai 4 anni, 5 anni che il sindaco Brugnaro continua a dire che bisogna assolutamente intervenire. Ebbene, fino ad oggi mai è successo, e vengo a sapere ora da lei che nemmeno quest'estate si partirà con la sperimentazione, ma addirittura nell'estate del 2023. E vedremo. Grazie davvero senatore, grazie mille per questa analisi a 360 gradi sui temi più importanti di questa giornata. Grazie davvero al senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, a presto e buon lavoro. Grazie. E allora, prima di fermarci per la pubblicità, mi ricollego a quanto quanto discusso con il senatore Ferrazzi, ovvero questo viaggio che era stato annunciato e ora che pare al momento congelato di Salvini a Mosca come mediatore di pace. Il sondaggio che vi proponiamo oggi verte proprio su questo. Vi chiediamo: viaggio per la pace in Russia, Salvini sbaglia? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 1626 691. Se la risposta è no, il numero è lo 0422 1626 690. Vi ricordo, la chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo, e anche se sentite dall'altro capo il segno di occupato non preoccupatevi, perché la vostra risposta verrà correttamente registrata all'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring in diretta su Antenna 3 a partire dalle 21:15. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma ci vediamo tra pochissimo. Siamo tornati in diretta, un aggiornamento di cronaca che arriva dal lago di Garda. Il corpo di una donna di circa 50 anni è stato trovato questa mattina nelle acque del lago in località Campanello di Peschiera del Garda. Il cadavere è stato rinvenuto dai vigili del fuoco di Bardolino. Il personale medico intervenuto ha constatato il decesso per annegamento senza apparenti segni di violenza. Sono in corso verifiche per identificare la donna. Potrebbe trattarsi di una turista annegata ieri e poi trascinata dalla corrente fino a Peschiera. Vi aggiorneremo se ci sono ulteriori novità. E adesso parliamo della strage di Gorgo al Monticano del 2007. Siamo in provincia di Treviso e non è passato inosservato l'annuncio della villa dove ci fu il massacro dei coniugi Pellicciardi. Il figlio Daniele spera che si faccia avanti qualcuno interessato a trasformarlo in un luogo di solidarietà. La mia idea, la mia speranza è quello che qualcuno la prenda, la trasformi e la possa trasformare in qualcosa di bello, insomma, che qualcosa che è un ricordo brutto possa diventare una cosa bella, nel senso, che ne so io, una casa a favore di chi ha bisogno, di persone bisognose, di congregazioni, di associazioni benefiche. Ecco, questa è la mia idea. Trasformare la Villa degli Orrori in qualcosa di diverso, restituendo anima a un luogo privato di ogni umanità. Questo è l'auspicio di Daniele Pellicciardi, appresa la notizia che la famiglia Durante ha messo in vendita l'abitazione dove i suoi genitori, Guido e Lucia, vennero massacrati nella notte tra il 20 e il 21 agosto del 2007. Moglie e marito abitavano nella dépendance e del complesso erano i custodi. Si tratta senza dubbio della pagina più sanguinosa nella storia criminale della Marca. Le belve di Gorgo, così sono stati poi ribattezzati gli autori, erano penetrati nella casa dei Pellicciardi per ottenere le chiavi della villa, visto che i Durante erano in vacanza. Nei loro confronti non fu usata nessuna pietà, una violenza inaudita, sevizie indicibili. Per quei fatti 3 componenti della banda vennero arrestati dopo poche settimane. Uno di loro si suicidò in carcere, mentre un quarto uomo non è mai stato identificato. Chiaro che la notizia della vendita dell'immobile, datato 1967 per 462 metri
quadrati non sia passata inosservata. Definita lussuosa villa datata ancorché in buone condizioni, è ora sul mercato. È un fardello un po' pesante, nel senso che io penso anche chi la compra o conosce la storia di quella casa oppure non la conosce, nel senso che se non la conosce è una casa come un'altra, se uno ha idea di cosa sia successo dentro su quella dépendance ci fa un pensierino. Insomma, per Pellicciardi è difficile considerarlo un luogo come tanti altri, pur riconoscendo alla proprietà il diritto di venderlo. Da qui appunto l'auspicio che istituzioni, associazioni, privato sociale si facciano avanti anche per preservare la memoria dei genitori vittime della ferocia. Una casa dove poter mettere delle persone che hanno bisogno, delle persone da recuperare in qualsiasi modo, insomma. Appunto cancellare questo ricordo brutto in una cosa bella, ecco. Poteva avere conseguenze tragiche il rogo innescato dalle braci non spente di un barbecue nella Bassa Padovana, lungo intervento dei vigili del fuoco. Incendio a Pozzonovo nella Bassa Padovana nella notte tra sabato e domenica. Una catasta di legno in un giardino di via Marconi ha preso fuoco. Le fiamme hanno invaso anche la facciata dell'abitazione, gli infissi, il locale box al piano terra, provocando danni da fumo all'interno di tutta l'abitazione. Il proprietario è rimasto intossicato dal fumo ed è stato trasportato all'ospedale di Schiavonia. Tenuto in osservazione per qualche ora, è stato poi dimesso. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco da Este, Abano Terme e Padova, con 2 autopompe, 3 autobotti e 13 operatori. Le fiamme sarebbero scaturite da alcune braci non spente di un barbecue che a causa del vento si sono spinte fino all'abitazione. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto molte ore di lavoro. Abbiamo parlato spesso nelle nostre dirette e nei nostri telegiornali della siccità, della crisi idrica. Ebbene, è in corso il tavolo di concertazione coordinato dall'autorità di distretto delle Alpi orientali per affrontare lo stato di carenza idrica che interessa tutto il bacino del fiume Adige e in generale l'arco alpino. Lo ha reso noto l'assessore all'ambiente della provincia di Trento, Mario Tonina, rispondendo ad un'interrogazione presentata dalla consigliere Lucia Coppola sulla situazione idrica in Trentino alla luce delle richieste avanzate dalla Regione Veneto. La risorsa idrica immagazzinata nei nostri serbatoi è oltremodo scarsa e quindi è ancor più preziosa dato il ridotto apporto che potrà provenire dal disgelo che quest'anno sarà ridotto al minimo data la scarsa copertura nivale invernale. Pertanto si ritiene previdente mantenere negli invasi il massimo delle risorse consentite per fronteggiare un'eventuale crisi idropotabile che nei prossimi mesi si potrebbe verificare alla foce del fiume Adige. Le parole dell'assessore Tonina. Per quanto concerne il confronto con il Veneto, che aveva proprio chiesto al Trentino un aiuto per far fronte alla forte siccità che sta riguardando la nostra regione anche in prospettiva dei prossimi mesi estivi, l'assessore ha parlato dei recenti accordi con la regione Lombardia per la gestione degli stati di carenza idrica. Questo dunque è anche il punto per quanto riguarda la pesante siccità, perché i fortunali temporali dei giorni scorsi hanno anzi probabilmente aggravato una situazione già delicata in agricoltura con le grandinate e le bombe d'acqua che però non mettono fine alla siccità, ma anzi, come detto, vanno ad aggravare una situazione già molto complicata per quanto riguarda le nostre colture. E torniamo a parlare di caro energia, caro gas, caro carburante. Sono tanti i cittadini in difficoltà al fronte di questo caro bollette. Da Savno, è un'azienda trevigiana, l'iniziativa di mettere a disposizione i propri distributori di biometano per le famiglie più in difficoltà. Una delle funzioni della Savno è quella di aiutare il sociale. Abbiamo aiutato nelle bollette i cittadini più deboli con reddito ISEE, quindi siamo disponibili anche perché ce l'abbiamo il metano.
Biometano per le famiglie in difficoltà è il nuovo progetto di Savno dedicato a chi ha comprato l'auto a gas naturale per risparmiare ed ora si trova che un pieno costa quasi quanto quello della benzina. L'ennesimo effetto del rincaro dell'energia che sta mettendo in ginocchio molte famiglie anche nella sinistra Piave. Da qui l'idea di Savno di mettere a disposizione i propri distributori attualmente utilizzati per i mezzi aziendali. Un'operazione semplice come ci fa vedere il Presidente che poi sottolinea. Presidente, non è difficile solo far metano con Savno. L'ha visto lei, quindi ci vuole pochissimo. Ecco, quello che sta pensando è di darlo, diciamo così, anche ai cittadini per quanto possibile. Ma è prodotto dalla collettività, è giusto che vada anche a favore della collettività. Il metano non sarà completamente gratis, ma il costo coprirà solamente le spese di produzione del biogas. A voi quanto costa? 45 centesimi? 0,45 centesimi al metro cubo. Beh, insomma, una bella differenza rispetto ad adesso. Beh, certo, costa quasi 2. In certi posti ho visto 2,196 qui vicino. Il Presidente non nasconde le difficoltà per rendere concreto il progetto, a partire dall'accesso dedicato ai cittadini a Oderzo, come qui a Vittorio Veneto. La strada d'accesso che abbiamo già chiesto al Comune perché ce lo dia e dovrebbero decidere fra poco. È un pezzottino, non è che ci sia tanto. Devono solo rompere fare un po' di spazio qui nel Parco Dan, ma l'entrata sarebbe facilissima e poi abbiamo bisogno anche delle autorizzazioni ministeriali perché ancora non ci hanno mica dato l'ok per darglielo ai cittadini o alle macchine di trazione. Possiamo usare solo quello per i nostri camion. Per questo il progetto Savno è il primo in Italia a sostegno delle famiglie in difficoltà e di conseguenza apre pista per autorizzazioni anche per molte altre partecipate come ad esempio Contarino Eitra che dai rifiuti pubblici ricavano biogas. Per i nostri camion e per le macchine aziendali ci sono tutte e anche per quelle dei comuni che vogliono venire a far metano, quello siamo autorizzati a darlo. Stiamo vedendo di allargare il bacino. Senta, quanto metano produce Savno in questo momento? Savno, io sto parlando del gruppo perché facciamo parte del gruppo Sesa Bioman e siamo oltre i 120 milioni di metri cubi di metano, di biometano che vale molto e è molto migliore di quello naturale. Questa è l'iniziativa di Savno. Saluto Carlo Valerio, Presidente Confapi Padova, per parlare di economia. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Le chiedo la gentilezza, ma lei me lo concederà, 2 minuti di pazienza perché ho la cronaca che chiede la linea e vado subito a Chioggia, Sottomarina per l'esattezza, un paese sotto shock per la morte, un incidente sul lavoro a tutti gli effetti del noto imprenditore Fasolin. Buongiorno al nostro Filippo Fois. Buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Prendiamo la linea da Sottomarina e ci troviamo proprio di fronte all'ingresso dello stabilimento Stella Maris. Al di là di questo cancello che oggi è chiuso con la scritta chiuso per lutto, si trova il mare e lo stabilimento balneare nel quale domenica mattina ha perso la vita il titolare. Gianluca Fasolin aveva 52 anni e stava per iniziare questa nuova avventura, un imprenditore molto conosciuto in città che adesso si cimentava anche con uno stabilimento, intendeva cimentarsi con uno stabilimento balneare. Il brutto tempo che c'è stato negli ultimi giorni aveva fatto cadere una delle tante palme che al di là di questo cancello abbelliscono la spiaggia. Erano circa le 6:30, le 7 del mattino quando Fasolin assieme a 2 operai, secondo quella che è la prima ricostruzione, hanno imbragato la palma per tirarla su, vedere se poteva essere ripiantata oppure comunque portarla via. La cinghia, sempre secondo le prime ricostruzioni, ha ceduto travolgendo l'imprenditore, per il quale purtroppo non c'è stato niente da fare. Oggi, come detto, lo stabilimento è chiuso per lutto ed è proprio la giornata del lutto. Noi abbiamo visto uscire alcune automobili, presumibilmente con quelli che erano i parenti di Fasolin, che lascia la moglie e 2 figli. La stagione deve ancora cominciare e i lavori che si stavano svolgendo era proprio perché tutto fosse a posto durante questa apertura delle spiagge. Oggi invece la giornata è veramente di lutto. Ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois e torno a salutare Carlo Valerio, Presidente Confapi Padova. Buongiorno, ribuongiorno Presidente. Cazzo, mica devo farlo per rete anche.
con noi. E allora, Presidente, siamo al 30 maggio, ormai se n'è andata una prima parte del 2022 ed è stato un inizio di anno complicato sotto tanti punti di vista. Forse è presto, è prematuro, ma che bilancio farebbe di questi primi 5 mesi di questo 2022, alla luce dei rincari, delle carenze di materie prime, delle tante difficoltà che gli imprenditori, le imprese hanno affrontato? Beh, di sicuro dopo un anno come quello passato era difficile immaginare che qualcosa potesse andare peggio. Però poi le cose arrivano e ci mancava la guerra e quindi le affrontiamo come si può. Tutto sommato questi primi mesi, che pure sono densi di difficoltà e di eventi terribili, sono stati abbastanza di assestamento, nel senso che lo scorso anno già le difficoltà erano importantissime. I rincari c'erano in parte già stati, l'approccio al vivere un periodo difficile era stato costruito in qualche maniera, e quest'anno poi ci siamo trovati con la guerra che ha aggravato ulteriormente le situazioni, però siamo ancora qua. Io non sto parlando solo della nostra azienda o delle nostre aziende, siamo ancora qua nel senso che poi la spinta è sempre quella di proseguire nella propria attività, perché la vita continua e dobbiamo far fronte a ciò che arriva. Le aziende sono state obbligate ad affrontare problemi di aumento dei costi, soprattutto per l'energia e anche per le materie prime che già comunque erano appesantite prima, ma e questo lo vediamo purtroppo anche dall'inflazione percepita tutti i giorni, una parte dei maggiori costi finalmente è stato possibile riportarli al prezzo del prodotto, perché altrimenti le aziende non avrebbero potuto continuare ad esistere. Sacrificio, la volontà di tenere duro, ma a volte questo non è sufficiente, soprattutto nel lungo periodo, e quindi si chiedono delle misure urgenti. C'è anche chi chiede di rimettere mano al PNRR per trovare delle risorse che vadano ad aiutare famiglie e le aziende, l'economia. Beh, il PNRR, che era già una specie di chimera prima, in realtà è già stato consumato tutto. Nel senso che le iniziative che erano state messe in atto dal governo col suo piano sono già state definite e non ancora del tutto attivate, perché ci sono dei tempi. Comunque aspettarsi da quello ulteriori, cioè fondi che possano andare ad aiutare le aziende, le imprese, è poco realistico. Nel senso che là stiamo parlando di piani che hanno un respiro, o dovrebbero averlo, piuttosto ampio, e che difficilmente scendono sul dettaglio delle attività delle imprese di medio-piccole dimensioni. Quindi quello purtroppo è andato. Certo che bisognerà rivedere una serie di strumenti, questo di sicuro. Le aziende che ancora sono operative si sono, dicevo prima, organizzate, certo che cominciano ad affrontare alcuni problemi al di là della previsione e della speranza perché le cose migliorino a breve. Ci sono i problemi oggettivi che si incontrano, perché per esempio l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia
fa sì che i fatturati delle imprese aumentino, ma aumentano non perché si produca o si venda o si realizzi di più di prima, semplicemente il costo all'origine è più elevato e quindi l'oggetto non vale più 5 ma vale 6 o 7 e quindi il fatturato anche in qualche modo sembra aumentare, ma è un aumento legato solo al diminuito valore del denaro in pratica e non a effettivi sviluppi produttivi o di servizi. Questo, dicevo, porta a delle storture. Per esempio, una cosa che può sembrare tecnica è che le aziende delle medie e piccole dimensioni di solito riescono ad avere un magazzino che non è fiscale, cioè è naturalmente tenuto con tutta l'accortezza e il rigore del caso, però non ha l'obbligo di essere gestito in modo molto complesso, superando un certo volume di magazzino che è 1 milione di euro. Il magazzino deve diventare fiscale e questo diventa un appesantimento notevole per le aziende, perché vuol dire riorganizzare tutto un sistema di tenuta di contabilità e questo è un costo oltre ad essere una complicazione. Oltre a questo noi abbiamo anche il problema delle garanzie di cui godono le aziende, perché un'azienda per comprare deve avere una certa credibilità. Questa credibilità è data dal rating, cioè dalla valutazione che dell'azienda viene fatta perché possa operare in tranquillità economica. Con l'aumento dei costi delle materie prime e degli altri servizi, noi abbiamo una esposizione finanziaria delle aziende che è superiore a quella che c'era prima e che era sufficiente e quindi i criteri di valutazione delle banche e degli istituti che fanno le valutazioni sono ancora fermi, ancora una volta, al valore economico e non a ciò che esso rappresenta e quindi le aziende si trovano in difficoltà anche per quello. Le assicurazioni sul credito non sono più in grado di coprire il credito che le aziende generano perché non sono soldi veri ma sono solo aumenti delle materie prime sostanzialmente. E questo che conseguenze potrebbe avere sulla vita delle aziende? Sulla vita delle aziende ha delle conseguenze di sicuro negative perché il quadro generale dell'azienda non può più essere valutato come era prima e quindi bisognerà che gli enti di controllo e di valutazione prendano atto di questi rischi perché la banca è obbligata in qualche modo a farlo, chiede garanzie, ma bisognerà che queste garanzie siano chieste tenendo conto del fatto che stiamo parlando di denaro che vale di meno e quindi di valori che sono più alti senza rappresentare effettivamente un valore. Voglio dire, se una cosa prima costava 5 e adesso costa 7, per farla io avrò bisogno di più soldi, dovrò chiedere più soldi in fiducia alle banche per pagare i miei fornitori, ma non sto facendo di più, sto semplicemente pagando di più. E siccome questa è tutta inflazione, la valutazione sui fidi e su tutto il resto dovrebbe tener conto di questo. E poi c'è la grave carenza di personale, Presidente, perché manca la manodopera specializzata, si deve far fronte al lavoro con chi ha già una preparazione e questo che conseguenze sta avendo in una catena produttiva già penalizzata dai rincari da tutto quello che abbiamo detto finora? E questo è davvero un problema molto grosso, anche perché sta dimostrando via via che lo stiamo vivendo, che questo è un problema che viene da lontano, cioè dall'assoluta mancanza di organizzazione sul mondo della formazione scolastica in relazione alle esigenze del sistema produttivo.
qualsiasi richiesta per avere personale qualificato di medio livello, di alto livello, ma anche di livello normale, diciamo così, si scontra con la mancanza di personale che sia disposto a ricoprire i ruoli. Questa è la vera sostanza. È un problema questo, è un problema che avevamo sollevato da tempo, del quale abbiamo parlato probabilmente anche qui in più occasioni, ma è un tema sul quale bisognerà fare un gran lavoro che in parte gli istituti tecnici professionali, per esempio, hanno già cominciato a mettere in piedi, ma è necessario, scusate, che ci sia una comunità di intenti e di obiettivi che parte dalla scuola per arrivare alle imprese, per arrivare al sindacato, per arrivare in generale all'organizzazione economica della nazione. Non si trova il personale. Tra l'altro poi c'è anche un altro elemento, purtroppo, che si somma a questo, è che una parte del personale di provenienza non italiana, europea, ad esempio, sta decidendo di rientrare a casa propria, perché le condizioni migliorate di sviluppo delle nazioni da cui provenivano queste persone sono tali da rendere attraente l'idea di tornare a casa. Quindi abbiamo anche quel buco. Di sicuro comunque, e questo lo dico da rappresentante degli imprenditori, e potrebbe sembrare una cosa che non dovremmo dire noi o che non ci si aspetta, c'è un problema di valore dei salari e degli stipendi. Questo è il vero problema. Noi abbiamo in Italia da sempre un costo del lavoro altissimo, quindi costa molto, ma il lavoratore ha poco in tasca a fine mese. Questo è il problema. Noi abbiamo un problema di tassazione eccessiva, fatta male, organizzata peggio, che appesantisce enormemente tutto il nostro sistema produttivo. A questo si somma il fatto che oggettivamente, con i rincari che ci sono stati, che ci sono e speriamo che vengano contenuti in futuro, ma le avvisaglie non sono queste, il salario e lo stipendio che ricevono le persone diventa insufficiente per garantirsi un'esistenza dignitosa. Questo è un grosso problema. Bisognerà che venga messa mano pesantemente a tutto il sistema della tassazione sui redditi e sul lavoro, ma bisognerà soprattutto che in questo periodo di grande difficoltà si mettano in atto dei meccanismi per cui ogni aumento o ogni premio sugli stipendi e sui salari sia applicato senza doverci mettere su tutte le tasse che invece bisognerebbe metterci secondo le regole vigenti al momento. Se un imprenditore decide anche per scelta personale di solidarietà e di empatia di dare un premio ai suoi lavoratori per un certo periodo, questo premio non va nelle tasche del lavoratore così come costa l'azienda, ma nelle tasche del lavoratore va una quantità di denaro molto più bassa perché tutto il resto sono sostanzialmente tasse. Ma questo sistema fa sì che i salari siano bassi, i costi siano alti e con salari bassi non possono ripartire i consumi che sono poi alla base del meccanismo del funzionamento di tutta l'economia. Ultimissima domanda, Presidente, di quante figure, se è possibile quantificare, non lo so, ad esempio per quanto riguarda Padova, la provincia di Padova, di quante figure parliamo che mancano all'appello e che tipologia di figure mancano? Allora, adesso io qua non ho i numeri, dovreste averli voi perché... Scusatemi, non ho qua con me. Nessun problema, nessun problema. Ecco, allora, le tipologie a questo punto sono assolutamente trasversali.
perché la carenza di personale con alta specializzazione tecnica era già presente prima, ma adesso vale per tutto, vale anche per tutto il sistema della ristorazione, del turismo, del tempo libero. Mancano figure professionali dappertutto. Questo è il vero problema. A volte mancano anche perché lo stipendio o il salario che vengono proposti sono inevitabilmente in questo momento bassi, sempre per via del costo del lavoro, per cui l'eventuale lavoratore preferisce, quando ce l'ha, usufruire del reddito di cittadinanza, che è stata una stortura che ha creato gravissimi danni, secondo noi, piuttosto che accettare un lavoro in chiaro, cioè preferisce fare dei lavoretti ogni tanto che vanno uniti al reddito di cittadinanza, perché se invece emergesse come lavoratore perderebbe quel diritto. Il reddito di cittadinanza andava bene, era legittimo e giusto e doveroso nei casi di difficoltà oggettiva delle persone e delle famiglie, ma di quello bisognava occuparsi in un altro modo, perché l'averlo trasformato in quella grossa bugia che era noi cerchiamo di aiutare queste persone perché nel frattempo le formiamo, è stato un errore e una presa in giro. Nessuno veniva formato e si creava invece una mentalità per la quale era più comodo, finché si poteva, aspettare di essere mantenuti dallo Stato. Questo è il problema. È stata qualcosa che ha rovinato la mentalità di molti giovani, secondo noi, e che deve essere rivisto al più presto, perché con quei soldi si poteva fare molto di più, per esempio semplificando i meccanismi di assunzione e detassando le nuove assunzioni. Così si crea futuro. Il conferire dei soldi a persone che trovano più comodo stare a casa non è educativo e non costruisce niente per il futuro. Presidente, grazie infinite per la sua analisi che insomma riassume in preciso quella che è il punto di vista di molti imprenditori. Grazie davvero al Presidente di Confapi Padova, Carlo Valerio, torneremo ad aggiornarci presto con lei. Grazie Presidente, buon lavoro. Sì, grazie a voi e siccome sembra sempre tutto cupo, voi ricorderete che noi abbiamo i nostri sposi dell'anno scorso. Certo. Ecco, allora loro stanno molto bene e adesso nascerà un bambino in dicembre. Evviva! Quindi abbiamo accompagnato una nuova famiglia e lo sviluppo della società così come sappiamo essere da milioni di anni. Non bisogna mai abbattersi. Grazie per questa ondata, iniezione di fiducia. Grazie Presidente, buon lavoro. L'anno scorso ci eravamo collegati con il Presidente Valerio ed era proprio questo matrimonio, eravamo in epoca di Green Pass per accedere ai matrimoni, ci aveva fatto vivere questa atmosfera e ora diventeranno genitori. Io non so, chiedo alla regia se siamo in grado di andare a Padova, dove è arrivato Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle in questo tour elettorale. Vedo inquadrate le immagini, non è possibile mandarle in onda. Vedo Valentina Visentini, non so se mi sente Valentina. Sì Francesca, ti sento. Alle mie spalle l'ingresso di Palazzo della Ragione. L'ex premier Giuseppe Conte è appena entrato in visita privata con il sindaco Giordani. Diciamo che doveva essere un'intervista un po' più ordinata, invece siamo stati alla fine risucchiati perché Conte ha deciso all'ultimo momento di parlare un attimo ai microfoni, ha confermato il pieno sostegno al sindaco Giordani. Il comune di Padova è l'unico in Veneto in cui il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico
Democratico corrono assieme, in cui il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle ha messo il simbolo nelle liste, e noi sosteniamo tutte le buone amministrazioni dove i sindaci uscenti hanno fatto un buon lavoro, e questo è il caso di Padova, ha detto Conte, che ha glissato tutte le polemiche, in particolare quella su Matteo Salvini. Alla nostra domanda se cosa ne pensa del viaggio in Russia che vuole fare Matteo Salvini, ha risposto: Salvini facesse un po' quello che gli pare. Ora ci sono qualche minuto di visita privata a Palazzo della Ragione, poi il corteo dovrebbe muoversi lungo il listone per andare verso il caffè Pedrocchi. Se vuoi, Francesca, appena escono dalla visita di Palazzo della Ragione, noi siamo pronti a ricollegarci per mostrarvi le immagini della passeggiata in pieno centro tra il sindaco Giordani e l'ex premier Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Grazie Valentina Visentin per questo collegamento per la visita di Giuseppe Conte a Padova in questo tour elettorale. Eventualmente, Valentina, richiedici la linea e mostriamo le immagini di questa camminata di Conte insieme al sindaco Giordani. I due si stanno ora parlando in un incontro privato. Naturalmente poi questa sera vi manderemo in onda nel corso dei nostri telegiornali serali l'intervista realizzata dalla nostra Valentina Visentin con Giuseppe Conte. Adesso apriamo un'altra pagina, ve l'avevo annunciato in apertura di diretta, e saluto e ringrazio davvero tantissimo per essere con noi il dottor Pier Andrea Salvo, responsabile del centro disturbi del comportamento alimentare dell'USL 4. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora dottore, il vostro centro, il centro che è a Portogruaro per l'esattezza, è un centro punto di riferimento a livello italiano e probabilmente, mi corregga se sbaglio, uno dei primi, se non il primo, ad essere nato con questa vocazione. Ci può dire che cosa si occupa concretamente sul territorio questo importante centro, appunto, che si occupa dei disturbi del comportamento alimentare? Certo, la nostra è effettivamente uno dei primi centri nati in Italia, ahimè ormai oltre 20 anni fa, e si occupa di cura e riabilitazione dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, ovvero del trattamento ambulatoriale nelle strutture riabilitative di tutto l'insieme di patologie che riguardano la sfera alimentare, quindi tutte le forme di anoressia, di bulimia, di disturbo dell'alimentazione incontrollata e tutti i disturbi della nutrizione, compresi quelli ad esordio estremamente precoce come disturbo evitante dello sviluppo della nutrizione ed altri disturbi di questa stessa classe. Di quanti pazienti vi occupate mediamente, dottore? Noi in questi anni abbiamo seguito più di 4.500 persone. Ogni anno ne seguiamo fra le 3 e le 400, quest'anno arriveremo sicuramente a 400, nei 2 anni di Covid l'afflusso è un po' calato per le ovvie ragioni che tutti conosciamo. Ne trattiamo all'interno delle nostre strutture riabilitative ogni anno circa una settantina, per un totale di quasi 7.000 giornate di ricovero riabilitativo. Noi abbiamo una grossa attività ambulatoriale, multiprofessionale, e abbiamo attualmente 2 strutture riabilitative, una per l'età evolutiva, rarissima in Italia, forse l'unica, forse ne esiste un altro in centro Italia, e poi una struttura invece per la riabilitazione in età adulta. Quando si parla di riabilitazione e si parla di disturbi alimentari, che cosa significa? Allora, parlare di disturbi alimentari, o come si dice adesso, dell'alimentazione e della nutrizione, innanzitutto non significa parlare esclusivamente di anoressia nervosa, anche se questo è ovviamente il disturbo più noto anche da un punto di vista giornalistico e anche spesso iconografico. I disturbi dell'alimentazione e della nutrizione sono molti, sono moltissimi, sono una classe molto ampia di patologie, sono patologie, non dimentichiamolo mai, di origine psichiatrica, che possono avere gravi complicanze organiche e che possono associarsi anche ad altri disturbi psichiatrici molto frequentemente. Qual è la differenza tra cura e riabilitazione? Per la maggior parte delle persone fortunatamente è sufficiente il trattamento ambulatoriale, quindi la presa in cura o la presa in carico per i casi più gravi e dei trattamenti multiprofessionali integrati svolti a livello ambulatoriale. Per una popolazione, per fortuna ridotta, ma non ridottissima, si parla di circa il 25-30% dei casi,
il trattamento ambulatoriale non è sufficiente e per queste persone, sia in età molto precoce, sia talvolta in età decisamente più avanzata, anche come durata di malattia, si rende necessario un trattamento riabilitativo in struttura, quindi residenziale o semi-residenziale, per poter potenziare sostanzialmente il percorso di cura. Quando parliamo di disturbi del comportamento alimentare ci immaginiamo che siano pazienti femminili la gran parte. Riguarda anche la sfera maschile questo tipo di disturbo? Sì, i disturbi dell'alimentazione riguardano i due sessi, disturbi diversi hanno prevalenza diversa tra maschi e femmine. L'anoressia e la bulimia sono prettamente dei disturbi femminili, i dati regionali dicono circa il 90% dei casi, poco meno, però nel disturbo dell'alimentazione incontrollata e nel disturbo evitante, per esempio, la percentuale dei maschi sale decisamente. Quello che cambia anche la distribuzione tra maschi e femmine nell'età. Noi sappiamo che negli esordi precoci i maschi hanno una certa numerosità, così come nel disturbo dell'alimentazione incontrollata, che è un disturbo ad esordio più tardivo frequentemente, e i maschi sono parecchi, anche se non raggiungono assolutamente mai la maggioranza dei casi. Questo tipo di disturbi è accompagnato, dottore, da forme di depressione all'origine. Io ricordo che quando si iniziò a parlare di anoressia e bulimia c'era sempre quella causa che si andava a cercare, perché siamo portati a cercare sempre una causa a tutto, e si diceva le ragazze vogliono imitare quello, vogliono imitare quell'altro, hanno dei modelli di magrezza sbagliati e quindi poi arrivano a non mangiare. Voi che invece sapete bene quelle che sono spesso le origini, c'è la depressione, c'è la voglia di imitare un modello, cioè che cosa può far scattare tutto questo in una ragazza? E poi le chiedo, a volte molto molto giovani, perché l'età si è abbassata e si parla di ragazze, di bambine, mi verrebbe da dire anche già a 13 anni. Parto dalla fine della sua ottima osservazione. Sì, gli esordi sono diventati estremamente precoci rispetto a come eravamo abituati negli anni. Noi negli ultimi 2 anni abbiamo osservato l'età evolutiva, le persone sotto i 18 anni nella nostra casistica hanno superato per la prima volta i nostri pazienti over 18, calcolando che ovviamente l'età, quelli che possono essere sotto i 18 anni è una popolazione molto più piccola, significa ovviamente una grande incidenza, una grande prevalenza in questa fascia di età. Noi abbiamo una casistica, avendo ovviamente poi una struttura per l'età evolutiva, sostanzialmente, come dice giustamente lei, ormai di bambini, di preadolescenti in trattamento, e i 12 anni di età d'esordio sono abbastanza diventati una regola, il che vuol dire che noi vediamo degli esordi, soprattutto di alcuni disturbi, anche in età di 9-10 anni. Questo ovviamente rende necessario ricalibrare l'offerta di cura e richiede necessario ricalibrare le figure professionali che se ne occupano. Noi abbiamo una neuropsichiatra infantile dedicata a tempo pieno nella nostra unità operativa che si occupa dell'età evolutiva, così abbiamo una psicologa all'interno della struttura accanto a lei responsabile che si occupano completamente ed esclusivamente dell'età evolutiva. Questo è il primo dato. L'altro aspetto rilevante è che noi dobbiamo sfatare il fatto che questi sono dei disturbi da imitazione. Purtroppo culturalmente, proprio come diceva lei, per cercare le cause, negli anni si è andati prima pensando che la causa fosse la famiglia, la madre in particolare. Questo non è mai stato confermato da nessuno studio, anzi noi sappiamo nella nostra esperienza che le famiglie sono la risorsa all'interno della quale è necessario muoversi per curare i disturbi dell'alimentazione, sono tutt'altro che la causa, talvolta vanno aiutate e supportate, ma ricordiamoci che tutti i disturbi dell'alimentazione hanno un impatto molto pesante nell'organizzazione e nell'emotività familiare, quindi il sostegno spesso è necessario, e non sono dei disturbi da imitazione, e non sono dei disturbi per cui qualche ragazzina capricciosa vede una modella magra e si infatua di questa idea e si ammala. Sono dei disturbi psichiatrici e dei disturbi primitivi, esordiscono per cause che noi ancora non conosciamo pienamente, ripeto, sono estremamente diversi tra di loro
e noi abbiamo all'interno dei disturbi dell'alimentazione l'anoressia con le magrezze estreme, la rischiosità che questo comporta, fino al disturbo dell'alimentazione incontrollata però che causa il 30% delle gravi obesità che noi incontriamo nel nostro paese. Allora, se fosse un problema di imitazione, gli obesi si fattorebbero di quale immagine? O dovrebbero funzionare al contrario, vedono delle magre e questo gli fa perdere il controllo. Beh, non funziona in questa maniera. Sono dei disturbi endogeni, diciamo così, una volta si sarebbe detto così, di origine psichica, non sono determinati dalla depressione, ma si accompagnano frequentemente in alcuni momenti del loro sviluppo ad altre patologie psichiatriche, purtroppo, e la depressione, i disturbi ansiosi, i disturbi di evitamento, alcuni gravi disturbi di personalità, talvolta, per quanto riguarda soprattutto la bulimia, l'uso di sostanze, però poi sono dei disturbi che vanno curati in maniera autonoma e per fortuna oggi come oggi abbiamo anche delle indicazioni, delle linee guida, oltre che noi avere una grande esperienza per poter erogare quelli che sono i trattamenti di cura e di riabilitazione migliori e più efficaci. Io la ringrazio, dottore, perché è stato importante questa sua sottolineatura e speriamo che il messaggio sia arrivato. Io le chiedo, dottore, se può pazientare un minuto, perché dovrei ritornare a collegarmi a Padova con Valentina Visentin, perché mi dice che è finito l'incontro tra Giuseppe Conte e il sindaco Giordani, dovrebbero iniziare questa passeggiata. Ecco che lo vediamo, le immagini in diretta, Giuseppe Conte ed eccolo insieme al sindaco Giordani che stanno uscendo ora da Palazzo Moroni. Eccoci Francesca, infatti c'è anche il ministro Federico D'Inca che accompagna Giuseppe Conte in questa visita padovana. Stiamo scendendo dalle scale di Palazzo Moroni diretti verso il Liston e poi il caffè Pedrocchi. Come vi dicevo, Giuseppe Conte si è trattenuto qualche minuto all'interno di Palazzo della Ragione per una visita privata a cui non è stata ammessa la stampa. Tanti cittadini che hanno voluto venire qui ad aspettare per farsi una foto e c'erano anche gli operatori sociosanitari, il mondo della scuola che oggi è in sciopero, che ha portato le sue richieste a Giuseppe Conte. Lo vedete adesso insieme al ministro Federico D'Inca e al senatore Giovanni Endrizzi del Movimento 5 Stelle che sta appunto passeggiando all'interno del cortile di Palazzo Moroni diretto verso il caffè Pedrocchi, e qui molto probabilmente incontrerà ancora i cittadini. Queste le immagini, come vi dicevo, ha ribadito il pieno sostegno del Movimento 5 Stelle all'amministrazione Giordani, e in questo caso a Padova è l'unica città del Veneto dove appunto compare anche il simbolo del Movimento 5 Stelle. Grazie Valentina. Sentiamo le parole di Conte. 70.000 per organico Covid, abbiamo accelerato i processi per quanto riguarda le assunzioni e via discorrendo. Adesso si preannuncia addirittura dei tagli, tagli eccetera, e il decreto 36 è in discussione. Noi francamente riteniamo che non è che puoi dire siamo riusciti in piena pandemia a creare una prospettiva di maggiore investimento, adesso che siamo fuori dalla pandemia, per carità c'è l'emergenza energetica, non possiamo fare passi indietro, cioè non ci possiamo prendere in giro. Prima diciamo tutti, la politica ha sempre detto a chiacchiere che bisogna investire nella scuola, nel futuro dei nostri giovani, nell'istruzione, dipende tutto da lì, anche perché stiamo vivendo un problema più generale che è quello della decrescita, nel senso calo demografico, lo dobbiamo contrastare. 400.000 nuove nascite è un segno preoccupante, è un record storico negativo. Quindi allora noi dobbiamo cercare di continuare ad assumere tutti coloro con i concorsi. A voi è piaciuto quello con quiz che hanno fatto? Perfetto. Sapete che siamo contrari perché offende anche, credo, la dignità di chi deve, perché rispondere a un quiz non misura la preparazione. Quindi avevamo chiesto con Lazzolina prove scritte, ovviamente, che secondo noi è un test più dignitoso, e poi dobbiamo continuare con l'assunzione non classi. Conoscete le nostre battaglie, non classi pollaio, eccetera, le porteremo avanti. In questo momento questo progetto che ci è stato presentato di riforma secondo noi è molto insufficiente e quindi adesso la battaglia è in Parlamento. Anche per noi. Assolutamente sì. La ringraziamo, Presidente. Scusate, ve l'ho detto in 2 secondi perché sono ospite. Grazie. Però sulla scuola non possiamo scherzare, sulla scuola non si scherza. E soprattutto il messaggio è: sulla scuola non torniamo indietro. Ecco Francesca, come hai sentito,
Giuseppe Conte ha risposto al mondo della scuola che stava protestando questa mattina davanti alla prefettura, c'è stato lo sciopero e ha chiarito insomma proprio il punto sulle assunzioni dei docenti, che è poi il cardine dello sciopero di oggi. Grazie Valentina, ti lasciamo seguire Giuseppe Conte insieme al sindaco Giordani, il ministro D'Incà, vediamo, eccolo qui adesso inquadrato, poi questa sera faremo un insieme, metteremo insieme tutte le dichiarazioni di Giuseppe Conte sulle varie tematiche, avete sentito appena adesso quella della scuola. Grazie davvero a Valentina Visentini e a Federico Cibotto per queste immagini in diretta da Padova. Torno e mi scuso ancora per l'attesa dal dottor Pierandrea Salvo. Dottore, io volevo capire se in tutto questo percorso che ruolo giocano le famiglie. Immagino che le famiglie vengano coinvolte. Le chiedo se in un primo momento, quando è iniziato il percorso, cioè in che modo le famiglie aiutano, affiancano i propri figli, figlie, e soprattutto le chiedo da genitore quali sono i segnali che devono in qualche modo far scattare un campanello d'allarme, perché sappiamo che spesso volte è difficile cogliere all'origine quello che è il problema. Le famiglie vengono coinvolte, noi tra l'altro usiamo un modello di trattamento che abbiamo progettato e sviluppato in questi anni, che si chiama riabilitazione psiconutrizionale progressiva, che vuole essere un modello cosiddetto family based, è un modello basato proprio sulla famiglia. Questo non vuol dire che noi eroghiamo trattamenti familiari, vuol dire però che cerchiamo di utilizzare e coinvolgere le famiglie il più possibile all'interno delle cure. E il nostro modello, che prevede come caposaldo, oltre alla cura diretta all'utente che ha il problema e la patologia, dei percorsi di psicoeducazione che sono indicati come particolarmente efficaci, soprattutto per gli esordi precoci, per l'età evolutiva, e di tipo ambulatoriale, che adesso facciamo tra l'altro in telemedicina ormai stabilmente, ai quali partecipano le famiglie, sono dei gruppi multifamiliari con dei nostri operatori, e all'interno dei quali si affrontano proprio in maniera generale, quindi non legata alla singola utente, tutte le problematiche che possono emergere durante la patologia e durante il suo trattamento, e facciamo proprio dei training specifici per i familiari per quello che riguarda la gestione. Li facciamo da tantissimi anni, da oltre un decennio, per gli utenti che sono in struttura. Abbiamo cominciato a farli l'anno scorso e li facciamo stabilmente adesso anche per gli utenti in regime ambulatoriale. Il coinvolgimento della famiglia è volto, come dicevo prima, a cercare di trasformare le famiglie in risorse, e non alle quali si delega il trattamento, ma con le quali allearsi per erogare il miglior trattamento possibile, e contemporaneamente si cerca di aiutare le famiglie a seguire lo stesso percorso e le stesse modalità che vengono spiegate ed insegnate agli utenti durante il percorso riabilitativo. Vi faccio un esempio banale ma importantissimo: è quello che noi reinsegniamo per esempio alle famiglie a porzionare il cibo e a dare le quantità senza mai usare le grammature, senza mai usare il peso, perché noi sappiamo che i ragazzi e le ragazze contano ossessivamente le calorie, pesano tutto, controllano tutto, per cui noi insegniamo a fare il contrario, come si fa in qualunque famiglia normale che invita un amico a pranzo, no? E quindi cercare di ottenere quella che è l'alimentazione il più spontanea possibile. E che cosa vuol dire poi prendersi carico della famiglia? Vuol dire anche riuscire a gestire quelli che sono dei percorsi, tra virgolette, di allontanamento e di autonomizzazione dal nucleo familiare. Per cui mettiamo per esempio a disposizione, tramite l'Associazione dei Familiari Fenice, e poi ci ritorno un attimo su questo, una foresteria ormai dall'anno scorso, all'interno della quale ospitiamo degli utenti gestiti ambulatorialmente, che possono provare in questa maniera un ambito di autonomia che magari la malattia gli aveva impedito o aveva interrotto le loro possibilità di studiare piuttosto che di lavorare, piuttosto che di avere relazioni valide. Dallo scorso anno facciamo anche dei progetti di inserimento lavorativo protetto, sia per gli utenti ambulatoriali che per gli utenti ospiti all'interno di questa foresteria, dove rimangono ovviamente 3-4 mesi, e lo scorso anno e anche quest'anno
abbiamo attivato, adesso con la stagione estiva è anche più facile, dei progetti di inserimento lavorativo anche per utenti che non sono della nostra azienda, ma che vengono da altre aziende sanitarie della Regione Veneto, perché non dimentichiamo che le nostre strutture rispondono sostanzialmente a buona parte della Regione Veneto per quanto riguarda le richieste riabilitative. Ultima cosa, ma non ultima per importanza, in Veneto è nato il coordinamento nazionale delle associazioni di disturbi alimentari, che adesso è molto grande, diffuso adesso in tutte le regioni. In Veneto in ogni provincia esiste un'associazione che si occupa a cui partecipano familiari e utenti con disturbi dell'alimentazione, sono molto presenti, sono molto attive. E la prima è nata probabilmente qua a Portogruaro molti anni fa, è l'associazione Fenice. Ormai sono esperienze molto radicate sul territorio, ci supportano tutte moltissimo. La foresteria, che vi citavo, è un esempio di queste, organizzano convegni, forum tutti gli anni, e fungono da stimolo per noi e per l'amministrazione regionale, e poi forniscono per i familiari tutta una serie di servizi e di supporti molto importanti, da gruppi di autoaiuto che sono diffusissimi ormai in Veneto, fino ad organizzare degli eventi. Ve ne cito un paio. I prossimi giorni ci sarà un evento online sull'amministrazione di sostegno e tutte le politiche di sostegno per le persone che hanno un disturbo alimentare alle loro famiglie, quindi ricorso alla legge 104, i vari benefici possibili. E a settembre ci sarà invece a Sant'Anna di Piave un convegno, un forum organizzato dalla nostra azienda insieme all'associazione dei familiari, proprio per fare il punto di quelle che sono le necessità di trattamento e anche le evidenze. Dottore, lei prima diceva che con la pandemia chiaramente c'è stata una diminuzione di accessi, ma le chiedo se la pandemia ha aggravato certe situazioni, se avete avuto con la fine del lockdown, delle restrizioni, se questo ha influito su delle situazioni che magari erano già in qualche modo, c'erano già ma che le ha aggravate, e quindi avete notato un collegamento tra la situazione che abbiamo vissuto a causa del Covid e poi certe problematiche. Innanzitutto le dico che durante la pandemia noi, ma assolutamente non soltanto noi in Regione, siamo riusciti a non interrompere nessun trattamento. Tutti i pazienti che per qualunque motivo, per via del lockdown o perché erano loro in isolamento, perché siamo finiti in isolamento noi che anche abbiamo contratto il Covid anche più volte, nonostante i vaccini, ma protetti per fortuna dai vaccini, e non abbiamo dismesso nessun trattamento, li abbiamo tutti passati nei periodi più crudi, più complessi, su delle piattaforme online che l'azienda aveva predisposto. Abbiamo mantenuto tutti gli appuntamenti che avevamo in CUP e li abbiamo semplicemente svolti a distanza, salvo le urgenze e ovviamente le visite mediche dirette che abbiamo comunque mantenuto in presenza. Allo stesso modo siamo riusciti a non chiudere mai le strutture riabilitative, e abbiamo dovuto chiudere per un periodo il centro diurno, che però adesso ha già riaperto, mentre le strutture residenziali sono sempre rimaste aperte. Quindi è vero che c'è stata una contrazione, soprattutto il primo anno della pandemia, degli utenti nuovi al servizio, però le garantisco anche che abbiamo già recuperato quegli interessi, quella numerosità. È un po' presto per dire se la pandemia abbia o non abbia prodotto un reale aumento delle casistiche. Certo, quello che si è visto non soltanto nei disturbi alimentari, ma in tutta la salute mentale degli adulti e dell'età evolutiva, è un enorme aumento di afflusso, soprattutto delle urgenze e delle situazioni critiche in età precoce. Questo è sicuramente un dato di realtà. Non dobbiamo dimenticarci che chi è stato maggiormente penalizzato durante il lockdown sono stati i giovani e i giovanissimi, che sono stati quelli che sono stati veramente richiusi in casa per settimane, se non per mesi, con la chiusura delle scuole, mentre noi abbiamo continuato a lavorare e in qualche modo a socializzare, loro ne sono stati impediti. Quindi sicuramente c'è stata una sofferenza, ci sono stati degli studi a cui abbiamo partecipato anche noi, fatti in Italia per vedere la sofferenza emersa, e in questo periodo è quello che si è visto è in realtà non tanto probabilmente un aumento della casistica in quanto tale, quanto un aumento della gravità della manifestazione emotiva correlata alla casistica, più ansia, più autolesionismo, più manifestazioni evidenti e crude all'esordio della malattia. Noi credo che siamo in grado di far fronte comunque a questa esigenza. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi arriverà un fondo nazionale
per il disturbo dell'alimentazione, per il quale la Regione Veneto sta già predisponendo e la progettualità in maniera da avere il fondo è cospicuo, permetterà a tutti i centri, probabilmente anche alle aziende che non sono sede di un centro di riferimento, di implementare un po' l'offerta, quindi io starei molto tranquillo rispetto a questo, sapendo che c'è molto da fare, ma che anche molto si fa. La numerosità degli utenti trattati da noi e dai centri di riferimento della Regione Veneto è decisamente molto alto e quindi realisticamente viene intercettata la maggior parte della casistica presente sul territorio. Un'ultimissima domanda. È possibile dare qualche consiglio alle famiglie su, forse la parola prevenire questo tipo di disturbi è sbagliata, mi dica lei, nel senso, che consiglio possiamo dire a chi ci sta guardando a casa e che pensa che questa cosa non entrerà mai tra le sue quattro mura domestiche, che non interesserà mai i propri figli, perché alla fine il clima familiare è tranquillo, perché il figlio apparentemente è sereno, però sappiamo che non è sempre così, anche perché magari i figli riescono in qualche modo a nascondere ai propri genitori in vari modi quelli che sono i problemi. Che consiglio si sentirebbe di dare dalla sua esperienza così importante che ha alle spalle, dottore? Beh, innanzitutto di avere molto chiaro che non è il clima e non è la piacevolezza delle relazioni familiari che determinano o non determinano una malattia. Possono determinare in qualche maniera l'evoluzione e la complessità del trattamento, però i disturbi dell'alimentazione sono malattie, come tutte le malattie capitano. Nessuno le cerca, nessuno le vuole, non sono una colpa, non producono una responsabilità di qualcuno. Il messaggio importante è quello di affidarsi, e anche solo nel dubbio, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, che in questa regione sono in grado di fare uno screening e anche di fare gli esami appropriati. In ogni caso sappiate che in ogni azienda sanitaria della Regione Veneto c'è almeno un ambulatorio dedicato e ci sono qui 5 centri di riferimento e simili al nostro, anche se gli altri non hanno le strutture residenziali, ma a livello ambulatoriale simili al nostro, e quindi potete chiedere sempre una valutazione se c'è un dubbio e a uno di questi centri gli ambulatori dedicati. Non esiste nessun sintomo o segno particolare che riguardi i disturbi dell'alimentazione, però è chiaro che un'attenzione improvvisa, particolare al corpo, una disregolazione della condotta alimentare per accesso o per difetto, accompagnate da dei cambiamenti emotivi importanti e rilevanti, e sono dei campanelli d'allarme che riguardano l'attenzione. Mi rendo conto che sono aspecifici, vanno intercettati quando sono aspecifici, prima che diventino un disturbo strutturato, perché in quella fase lì spesso si possono reindirizzare senza trattamenti. Quando diventano un disturbo strutturato, che sono i casi che poi alla fine arrivano ai servizi come il nostro, e bisogna affidarsi ai centri che sanno erogare i trattamenti meglio basati sulle evidenze di efficacia, e anche accettare l'idea, perché questo è un altro aspetto fondamentale, che i trattamenti sono dei trattamenti lunghi, che vanno protratti anche quando una persona sta bene talvolta per evitare le ricadute, ma che una parte molto cospicua delle persone guarisce, molte stanno molto meglio in un periodo assolutamente accettabile, e per le persone che fanno molta fatica a guarire o che non guariscono, quelli che gli inglesi chiamano enduring, che perdurano all'interno del disturbo, sono comunque previsti nella Regione Veneto, sia a livello di centri di disturbi alimentari che dei dipartimenti di salute mentale, dei percorsi di sostegno e di accompagnamento anche per le patologie di lunga durata. Quindi riconoscimento precoce, attenzione a queste cose, rivolgersi ai propri medici, i centri e gli ambulatori ci sono dappertutto, avere fiducia e avere anche pazienza. Assolutamente sì, sempre fiducia e pazienza. Grazie infinite, dottore, grazie mille perché ci ha dato tanti spunti su cui riflettere. Grazie al dottor Pier Andrea Salvo, responsabile del Centro Disturbi del Comportamento Alimentare dell'USL 4 Veneto Orientale. Grazie davvero, dottore, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie mille, a presto. È stata un'importante testimonianza, insomma, di chi ha alle spalle un'esperienza così lunga, così importante e significativa sui disturbi alimentari, e fanno riflettere le parole del dottore su quelle che possono essere le cause che
è spesso difficile se non impossibile individuare, ma l'importante è stare a fianco di questi ragazzi. E abbiamo una notizia di cronaca, un aggiornamento con il questore della provincia di Treviso che sulla base degli approfondimenti effettuati dalla divisione anticrimine e degli accertamenti compiuti dalla Digos per individuare ulteriori partecipanti alla rissa che era avvenuta lo scorso 13 marzo fuori dal palazzetto dello stadio di Castelfranco, ha emesso ulteriori 3 provvedimenti DASPO per 3 anni nei confronti di altrettanti ultras del Bassano che prima dell'incontro di calcio avevano dato luogo a violenti scontri all'esterno dell'impianto sportivo. E questo dunque l'aggiornamento di cronaca e non so se abbiamo già l'ospite collegato, chiedo un riscontro dalla regia. Allora, andiamo avanti con le notizie perché nei territori si cercano soluzioni per allentare la pressione sulle famiglie degli aumenti, dei tanti aumenti di cui stiamo parlando ormai da settimane, ma il governo a dover intervenire con iniziative strutturali, dice il sindaco di Treviso, presidente ANCI Veneto Mario Conte, che rilancia i rischi di una crisi non solo economica ma anche sociale e ambientale. E noi abbiamo scritto innumerevoli lettere, però gli aiuti che sono arrivati agli enti locali, alle famiglie, sono assolutamente insufficienti. È fondamentale agire tempestivamente perché siamo molto preoccupati per quello che può succedere a settembre. Prevediamo una crisi sociale che rischia di travolgere davvero tutti. Le settimane passano, la guerra in Ucraina prosegue, gli indicatori di una situazione economica sempre più complessa si moltiplicano e con essi la richiesta da parte di forze politiche e civili di provvedimenti drastici e di lungo respiro da parte del governo per cercare di sventare o quantomeno di contenere gli effetti economici e sociali degli aumenti indiscriminati. È un periodo che doveva essere quello del rilancio, invece rischiamo di vedere un rallentamento forte che mette soprattutto in ginocchio per l'ennesima volta le famiglie. Questo noi non possiamo permettercelo e non vogliamo subirlo e quindi chiediamo davvero fortemente al governo di intervenire. Nel frattempo le amministrazioni locali si stanno anche attrezzando con comunità energetiche, però le tempistiche sono quelle che prevedono la progettazione e la realizzazione, quindi ci vorranno degli anni. È fondamentale che il governo intervenga oggi per evitare una crisi sociale dei prossimi mesi. Parla da sindaco di Treviso e da presidente veneto dell'ANCI Conte, senza mascherare le forti preoccupazioni che nutre da amministratore in vista di un inverno in cui si ipotizzano costi energetici alle stelle e risorse razionate e in cui si profila anche l'aggravamento di un problema come quello dell'inquinamento dell'aria. Rischiamo un inverno davvero complicato da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista ambientale, perché tutti coloro che non accenderanno le caldaie perché il gas costa troppo ed è evidente, c'è anche una speculazione clamorosa, si scalderanno con strumenti alternativi, con vecchie stufe, con caminetti, con pellet e quindi peggiorerà molto anche la qualità dell'aria. È un tema molto delicato che va affrontato subito perché settembre è troppo tardi. Circa 16.000 euro di spese in più in media nel 2022 per le imprese agricole padovane, anche questo legato naturalmente a tutti i rincari che pesano anche sul settore agricolo, dovute naturalmente in particolar modo agli effetti della guerra in Ucraina. Subito dopo l'invasione da parte della Russia sono scattati per l'agricoltura aumenti a doppia cifra dei costi di produzione, in particolare per carburanti, combustibili, fertilizzanti, sementi, piantine, prodotti fitosanitari e mangimi. Su tutti l'aumento del prezzo dell'energia è il principale fattore scatenante l'inflazione. I comparti più a rischio in questo periodo sono da un lato la zootecnia con l'aumento del costo dei mangimi e dall'altro lato tutto il settore cerealicolo, florovivaistico e orticolo. Fertilizzanti più 170%, mangimi più 90%, gasolio agricolo più 129%. Previsti aumenti dei costi delle sementi e delle piantine pari al 90%.
Il settore primario è sempre più strategico, il nostro comparto ha necessità di sopravvivere, di mantenere il presidio del territorio e quindi chiediamo al governo interventi immediati per quanto riguarda da un lato i costi, più 170% dei fertilizzanti, e dall'altro lato per garantire il prezzo di vendita finale. Anche i proprietari agricoli che si appoggiano a terzisti per la coltivazione dei loro terreni vedranno aumentare le spese correnti ai massimi storici, in media del 56%. Per l'agricoltura padovana e veneta un anno sempre più difficile e costoso, con l'aggiunta della carenza d'acqua per irrigare e quella dal cielo che scende in modo violento e riesce ad annientare le coltivazioni e i prodotti. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Un attimo, Francesco. Siamo tornati in diretta. Oggi era stato preannunciato la settimana scorsa, oggi c'è stato sciopero del mondo della scuola, vediamo com'è andato nel Padovano. Grande adesione allo sciopero indetto dai Cobas e dalle principali sigle della scuola, mentre a Roma scendono in piazza tutte le sigle sindacali per una manifestazione nazionale. Davanti alla prefettura patavina si danno appuntamento i Cobas per dire no ai tagli che la politica vuole fare alla scuola. Che se non si inverte questa tendenza, noi continueremo a trovare classi sovraffollate, aule cadenti, e questo mette a rischio non solo la salute degli studenti, ma mette soprattutto a rischio la possibilità di lavorare in maniera decorosa per noi insegnanti. Noi siamo lì per dare il massimo ai nostri studenti, per far sì che diventino dei cittadini consapevoli. Lavorando con 32-34 alunni per classe, questo non è consentito. Tagli alla scuola significano studenti e cittadini meno preparati, ci dicono. Per i prossimi 2 anni è prevista una riduzione dell'investimento sul PIL per istruzione dello 0,5%, che va a coincidere esattamente con quello che si è deciso di investire in armi. Ecco, noi riteniamo che anche questa sia una cosa totalmente disdicevole. Precarietà e classi affollate, questo è lo scenario che raccontano gli insegnanti. Io ho classi molto numerose a licei di Mestrino, ho classi da 28 alunni. Adesso c'è un lieve calo demografico, allora siamo passati a 23, però le classi sono decisamente numerose perché terze di 28 alunni non favoriscono l'inclusione, per esempio, fanno fare fatica a seguire coloro che hanno tempi più dilatati rispetto ad altri studenti. E soprattutto nelle prime abbiamo veramente molti studenti, minimo 27, e resto allibito che dopo tutti i proclami ascoltati con il primo lockdown duro, basta classi pollaio, adesso ce ne siamo tutti dimenticati. Quali sono le proposte del governo? È taglio al personale. Veramente una delusione enorme. C'era un'occasione di rilancio, di effettivamente abbattimento del rapporto numero docenti, numero studenti, e invece perso un'occasione. Io sono alcuni anni che insegno e non vedo perché, visto la situazione che c'è adesso a scuola, no? Delle classi sempre molto affollate, c'è bisogno invece di creare più classi e quindi di più insegnanti. È un assurdo che si voglia applicare dei tagli così importanti, assurdo. Tra i tanti rincari di cui abbiamo parlato, quello che preoccupa è anche quello delle materie prime, che rende critica la situazione sul fronte dei cantieri pubblici. Tante le amministrazioni che riaggiornano ormai quotidianamente conti e tempistiche. Per la nuova cittadella della salute a Treviso il problema riguarda i macchinari. Allora facciamo il punto. Il problema vero lo abbiamo con le tecnologie, nel senso con risonanze e TAC, cioè le grandi macchine, che anche queste soffrono più il problema non solo dell'aumento di costi, ma soprattutto del ritrovare i cosiddette materie prime, quindi i microchip e queste cose qua. Noi speriamo che entro l'anno comunque di riuscire a portare a casa anche le grandi macchine. Il cantiere per la nuova cittadella della salute procede a pieno regime, ma risente inevitabilmente delle variabili impazzite del mercato. Per questo l'USTUE riaggiorna, seppur di poco, i tempi di inaugurazione del polo sanitario annunciati inizialmente per settembre. Un distinguo però è d'obbligo. Se mettiamo le grandi macchine, credo a fine anno. Se anticipiamo il resto, perché il resto sarà pronto, credo che ottobre
noi potremo tranquillamente inaugurare. Prezzi e materie prime che stanno sparigliando le carte sul tavolo di tutte le amministrazioni pubbliche della Marca. L'ente provincia da mesi lo sta puntualmente segnalando al governo, anche accanto alle categorie economiche. Sappiamo tutti che la bolla dell'aumento dei prezzi è scoppiata nel corso di quest'anno, in parte con oggettivi rincari delle materie prime, in parte con un po' di speculazione. Marcon, da sindaco di Castelfranco, porta l'esempio della sua città. Castelfranco ha intercettato 5 milioni di euro, uno da 3 milioni e mezzo per il restauro della Barchessa degli Strepiti, 950 mila euro per la strada di collegamento tra la casa di riposo e il centro della città e il terzo per la riqualificazione della piazza di una frazione di Salvatronda nello specifico. Presto si fa a fare i conti anche qui, 5 milioni, se serve il 30% in più serve 1,5 milioni per riuscire a portare a termine questa progettualità e realizzarla. 1,5 milioni che il Comune non ha. Nel frattempo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 50 che all'articolo 26 prevede le modalità per compensare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici per il 2022 con una somma complessiva di 3 miliardi, una norma che già da più parti viene definita complessa e di difficile applicazione, una situazione fluttuante che non fa dormire sonni tranquilli a imprese e amministrazioni. Adesso ci spostiamo nel Padovano, a Curtarolo, per la chiusura del ponte sul Brenta per rimetterlo a nuovo. Altra tappa nei lavori stradali sul ponte di Curtarolo, centrale e strategico per trasporti, commercio e spostamenti privati di tutto il Veneto. La viabilità verrà modificata in vista del 24 giugno, quando il ponte verrà fatto esplodere. Verrà chiuso il ponte a monte, esattamente la parte di ponte che stiamo inquadrando adesso con la visuale della telecamera, e poi si passerà a 2 corsie per senso di marcia nel ponte a valle. Questo periodo, transitorio, durerà per più di 4 mesi. Doppia circolazione sulla tratta Padova-Bassano per 4 mesi dunque. E poi il 24 di giugno ci sarà l'esplosione del ponte di Monte, e quindi poi la posa in opera del nuovo ponte che è già stata realizzata, il ponte in ferro che è già stato interamente realizzato, sarà posato. Opera strategica per la viabilità Padova-Treviso-Vicenza, ma anche centrale per la sua posizione. Si è deciso così di sostituirne internamente metà e sistemare l'altro tratto. C'è stata anche una sostituzione nella responsabilità e nella direzione dei lavori e nella progettazione dell'opera a parte di Veneto Strade, che è una società della Regione, lo ricordiamo. Il costo dell'opera è di circa 4 milioni, 3 messi dalla Regione, 1 circa dalla provincia di Padova. Parliamo adesso di autismo con un importante convegno che si è tenuto a Treviso con 2 tra i massimi esperti mondiali della sindrome di Asperger, con l'obiettivo di dare fiducia alle famiglie che si trovano ad affrontare queste problematiche su bambini e adulti. Treviso per 2 giorni capitale italiana degli studi sull'autismo grazie alla sinergia tra la cooperativa sociale Castelmonte e l'Università Ca' Foscari. Proprio nel campus universitario si è svolta una 2 giorni di lavori incentrata sull'autismo e in particolare sulla sindrome di Asperger, che ha avuto come relatori 2 celebrità scientifiche mondiali, il dottor Tony Atwood e la dottoressa Isabelle No. Oggi è un grande giorno, molto internazionale. Siamo arrivati fin qui dal Canada e dall'Australia. Gente da tutte le parti del mondo per condividere idee, esperienze e strategie. Quindi questa è una fantastica opportunità per scambiare informazioni. E inoltre stiamo trattando diverse tematiche, dall'infanzia al periodo adolescenziale all'età adulta. Abbiamo inoltre appena terminato di parlare riguardo al profilo femminile dell'autismo e della sindrome di Asperger. Secondo il Ministero della Salute, quasi 2 bambini su 100 tra i 7 e i 9 anni presentano disturbi compresi nello spettro autistico. Una ricerca dell'Università di Pavia sottolinea inoltre come quasi l'80% degli adulti autistici non abbia attività lavorativa. Il confronto trevigiano si è dunque concentrato su complessità diagnostica e possibili interventi. La strada è quella della costruzione di opportunità cliniche e culturali in una realtà in continua evoluzione. L'idea è quella di creare una rete di professionisti che sono in grado di aiutare tutte le
le famiglie e le persone in Italia che stanno chiedendo supporto. Quindi vogliamo lanciare questo messaggio: lavorare bene in autismo è possibile e con queste guide internazionali lo potremo fare insieme. Contiamo sul fatto che si possa ottenere una maggiore sensibilizzazione attraverso la conoscenza dello spettro autistico, per poter accogliere queste persone che sono davvero speciali, ma proprio per le loro potenzialità nel nostro contesto, quindi a partire dal mondo della scuola piuttosto che lavorativo, nel quale io personalmente mi sto impegnando. E sempre a Treviso, pomeriggio informativo alla Loggia dei Cavalieri per una malattia della pelle in costante aumento, ma di cui si parla poco. Sono le ferite che non si rimarginano, e non solo, tra la popolazione anziana. La loggia è gremita di pazienti affetti da ulcere cutanee e dai loro familiari. Dovrebbe servire a sensibilizzare la popolazione su questa tematica che, come abbiamo visto prima, coinvolge ogni anno 350.000 nuovi malati. Ferite della pelle che non si rimarginano, una malattia di cui si parla poco, che invece tende ad isolare molto. Vorrei sottolineare la valenza sociale di questa malattia. Una persona affetta da queste ulcere in fase avanzata è una persona che non può camminare, non può muoversi, spesso ha cattivi odori, quindi si isola dalla società, quindi non è molto conosciuta, ma è davvero molto importante riuscire a prevenirla e curarla, come cerchiamo di fare tutti i giorni. Ecco perché è stato organizzato un pomeriggio informativo alla Loggia dei Cavalieri di Treviso, esperienze di pazienti ma anche di chi si prende cura di loro. Noi trattiamo malattie in fase avanzata che altri centri non sono riusciti a curare, malattie che richiedono a volte anni per la guarigione, e direi che riusciamo a prenderle in carico e a curarle in molti casi. Ancora una volta a Treviso quindi si conferma il vertice della sanità non solo veneta ma nazionale, in questo caso per la cura delle ulcere cutanee croniche. Ferite in genere sulle gambe o i piedi che non riescono a guarire da sole per una malattia tutt'altro che da vecchi. Pensi solo ai pazienti che sono paraplegici, quindi che sono sulla sedia a rotelle, che possono sviluppare purtroppo un'insorgenza di una lesione da decubito, oppure a pazienti giovani che hanno un trauma, cadendo magari dalla bicicletta, cadendo in moto, e che non riescono, perché magari fanno dei farmaci, perché non vengono curati in maniera adeguata, a guarire, nel miglior modo possibile. Accanto ad una struttura sanitaria però è altrettanto importante che il paziente trovi appoggio in un'associazione. Per questo è stata presentata la sezione trevigiana dedicata ai pazienti affetti da questa malattia. L'associazione, come le varie associazioni di varie malattie, servono soprattutto a creare un contesto, un appoggio a chi cura queste malattie. Sono, come dicevo, un'alleanza tra i medici e i pazienti. Folta la presenza non solo di pazienti ma anche di tanti cittadini che non erano a conoscenza di questa malattia, della quale, bene sottolinearlo, si può guarire definitivamente. Queste patologie si possono assolutamente curare, ovviamente non facciamo i miracoli, però cerchiamo di mettere tutto il nostro cuore, la nostra anima, la nostra scienza, la nostra competenza al servizio dei pazienti per poter far sì che abbiano una risposta migliore e perché no, portare il più possibile queste persone alla guarigione. Nuova 2 giorni di attività Villa Margherita inclusiva a Treviso, il progetto dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Gli scorsi sabato e domenica sono stati dedicati al gioco, in particolare ai giochi di ruolo. Grandi e piccoli all'evento Treviso Play, ospitato nelle stanze e nel parco di Villa Manfrin Margherita, diventata inclusiva grazie al progetto dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, guidata da Mirella Tuzzato. Protagonisti della 2 giorni i giochi da tavolo, giochi all'aperto, ma soprattutto giochi di ruolo organizzati dall'associazione Loggia degli Irrealisti. Negli ultimi anni si è riscoperto molto il gioco di ruolo, che è sempre stato un gioco di nicchia. Ultimamente, anche complice un po' la pandemia, perché sono giochi che si possono fare anche tramite Skype o altri mezzi multimediali, c'è stata una ripresa, però nulla è bello, diciamo, come il trovarsi in compagnia, perché oltre che giocare al tavolo si instaurano delle relazioni, delle amicizie ovviamente, con tutto quello che ne consegue. Ma ci sono opportunità di svago e relazioni per tutti, come è nell'obiettivo di Villa Margherita Inclusiva.
L'obiettivo è proprio di fare inclusione, come vedete ci sono ragazze, ragazzi, famiglie, bambini, proprio questa è un'alternativa al solito fine settimana, ecco, un fine settimana diverso giocando, ma un gioco intelligente, un gioco che fa crescere, che fa capire anche chi sei, ma soprattutto possono giocare i ragazzi con le famiglie, con i genitori, possono giocare tutti. La villa e il suo parco tenuti finalmente in ordine dai volontari di Mirella e dagli operatori di Alternativa Ambiente. Con un lavoro immane, un po' alla volta però ce la facciamo, ce la faremo, però devo ringraziarli perché veramente se vedete anche questo ordine è merito loro e perciò grazie veramente. Di iniziative Villa Margherita ne vedrà molte altre in futuro. Inclusività significa anche far partecipare chi è in difficoltà economica. Noi abbiamo iniziato con l'ipoterapia, poi abbiamo portato gli alpaca, i lama, sempre tutto gratuito. Forse questo è il mio problema, che faccio troppo gratuito e allora qualcuno dà fastidio, perché ormai si paga anche l'aria che si respira, mettere a disposizione tutto gratuitamente, forse qualcuno dice non va bene, ma io continuerò per questa strada. E adesso la festa per la vittoria del Petrarca Rugby. Io provo a suonare, vediamo un po' se ci risponde. In effetti è un po' prestino perché so che ieri sera hanno fatto tardi, vediamo se qualcuno risponde. Sì, sono Federico, Enrico. Ah, bene, bene, no, forse non l'abbiamo svegliato. Enrico è piemontese di origine, un paio di anni che però è a Padova, ha 24 anni ed era insomma in campo. Sei elegantissimo, pensavamo di svegliarti invece. Com'è stata la partita? Allora, è stata una partita sicuramente molto tosta, impegnativa, perché comunque Rovigo è una squadra molto impegnativa. Come risvegliarsi da campione d'Italia? Sicuramente è un'emozione unica che ti capita penso poche volte nella vita e quelle volte bisogna essere i più felici possibili e boh. Diciamo così. Senti, la maglia della partita ce l'hai? La vai a prendere? Questa è la medaglia che vi ha dato il presidente della federazione alla fine della partita, Marzio Innocenti, che tra l'altro è padovano, e questa è la partita. La maglietta che ho indossato alla partita. Penso di incorniciarla e la terrò lì e sicuramente sarà un ricordo fantastico e bellissimo che mi porterò dietro penso tutta la vita. I prossimi giorni avete già un calendario di cene? Diciamo che abbiamo un calendario di cene domani sera e ne abbiamo una in un ristorante che ci viene offerto e poi dopo abbiamo con la società martedì abbiamo tipo un picnic con tutta la società dell'under più piccoli e faremo festa tutti assieme. E adesso dovrei avere in collegamento Cristiano Ferro, consigliere Promovetro e vicepresidente di Confindustria Venezia per il settore del vetro. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Protagonista dunque uno dei simboli di Venezia, ma no, non solo di Venezia, del Veneto, ed è il vetro di Murano, conosciuto in tutto il mondo, un'eccellenza che però sta soffrendo essendo una realtà energivora al massimo e quindi tutti quelli che sono gli aumenti di cui abbiamo parlato e stiamo continuando a parlare pesano in modo significativo. In che modo? Con che percentuali? Io ricordo dei dati iniziali di qualche mese fa che erano aumenti stratosferici e immagino che il trend si sia mantenuto lo stesso anche in questi ultimi mesi. Sì, noi ci siamo trovati ad inizio settembre, i primi di ottobre, a passare da un costo medio metro cubo del gas da 20 centesimi a metro cubo a 80-90 centesimi a novembre, 1 euro a dicembre, fino a toccare il picco a marzo di 1,40 euro a metro cubo, che rappresenta circa un aumento del 700%. Adesso è un po' calato, ma siamo attorno sempre ai 90-95 centesimi a metro cubo. Quanto consuma una fornace per poi sfornare questi meravigliosi capolavori di vetro e quindi una bolletta media quanto ammonta? Allora, la bolletta media diciamo, dipende, varia in base alle dimensioni dell'azienda. Io posso fare il mio esempio, in realtà noi siamo una delle aziende più grosse, però siamo passati da
per gli stessi consumi, circa 150.000 metri cubi al mese, siamo passati da pagare 40-45 mila euro fino a giugno-luglio del 2021 ai quasi 200.000 euro di marzo. E come si pagano queste bollette? Sì, è una domanda veramente banale, però io immagino che servirebbe un afflusso di persone, di turisti, che per quanto Venezia sia tornata a ripopolarsi, sia tornata all'epoca pre-Acquagranda, pre-Covid, ma non siano sufficienti. No. Come si fa fronte a certi rincari? Allora, per far fronte a certi rincari, che poi in realtà non sono gli unici rincari, perché questo è il picco dell'iceberg, perché abbiamo aumenti di 5, 6, 7 volte, però non dobbiamo tener conto che le materie prime hanno quasi raddoppiato, che gli imballaggi hanno avuto aumenti del 50-60%. Tutto questo porta a due soluzioni: o ribaltare questi costi sul prodotto finito, ossia fare degli aumenti del 100%, quindi raddoppiare il costo di vendita, cosa difficilmente sostenibile da parte degli acquirenti finali, o altrimenti o non produrre, cosa che per qualcuno è stato così. E devo dire però che per fortuna nel nostro caso abbiamo avuto degli aiuti da parte prima della Regione Veneto, dall'assessore mercato, e ultimamente, dopo aver penato qualche mese, sembra, anzi è quasi certo, che arrivi un aiuto da parte dello Stato, che naturalmente non copre tutto il costo della bolletta, ma lo attenua notevolmente. Ecco, appunto, perché intanto le chiedo quanti sono, se è possibile quantificare, se è possibile dare un numero, le fornaci che sono state costrette a spegnere i forni, almeno momentaneamente, insomma. Momentaneamente su circa 60 aziende, chi prima o chi dopo, più dei 3/4, 30-40 aziende hanno avuto periodi di mancata produzione o diciamo produzione fermata, perché non riuscivano a sostenere e più che altro non riuscivano ad avere delle certezze da parte delle istituzioni degli eventuali aiuti, perché per quanto riguarda quelli regionali sono stati abbastanza veloci, e anche sia a livello di parlare e di ottenerli, sia di avere i ristori. Per quanto riguarda quelli nazionali abbiamo dovuto sudare più di qualche mese. Naturalmente non tutti i miei colleghi potevano rischiare di consumare queste cifre senza avere una pseudo certezza di qualche tipo di aiuto. Appunto, c'è stato anche un intervento a livello nazionale con un decreto. Quei soldi messi sul tavolo, per quanto tempo possono essere sufficienti per pagare le bollette alla luce dei rincari del 700%, lo ricordo, quindi rincari stratosferici? Quanto potranno darvi ossigeno? Allora, il decreto in realtà ha un arco temporale ben preciso, quindi è valido da maggio fino al 31 agosto. Si ipotizza che possa soddisfare le esigenze attuali fino a agosto, massimo inizio settembre, quindi che per questo arco temporale vengono probabilmente usufruite tutte le risorse stanziate, e se non tutte, la maggior parte. Quindi c'è la necessità, mi viene da dire, che poi questi aiuti vengano rinnovati, perché insomma quello che stiamo capendo è che le conseguenze della guerra e di tutto quello che poi sta accadendo saranno nel medio-lungo periodo, e quindi non saranno sufficienti, non ci sarà una involuzione della situazione a breve. Allora, sicuramente non ci sarà un'evoluzione sostanziale a breve, però siamo anche consci che non si può continuare ad avere aiuti così senza un costrutto, nel senso non siamo solo noi che hanno questo problema, quindi bisogna risolvere il problema alla fonte, quindi capire a livello internazionale perché ci sono queste cifre, che sicuramente la guerra ha accentuato, però non dobbiamo dimenticarci che queste cifre a noi girano da luglio, agosto, settembre, quindi 5-6 mesi prima dello scoppio della guerra in Ucraina. Quindi c'è da capire il perché, mi sta dicendo, nel senso che c'è qualcuno che probabilmente ne sta approfittando.
E sicuramente sotto c'è una speculazione, non è solo una questione della problematica della guerra. Che cosa vi aspettate da qui ai prossimi mesi? Cioè, che prospettive ci sono tra gli addetti ai lavori, tra i maestri vetrai di Murano? Le prospettive sinceramente erano e sono ancora rosee per quanto riguarda i carichi di lavoro e quindi le commesse da parte degli acquirenti. Questa problematica del gas ha creato grossi disagi perché non è, a mia memoria e di molti miei colleghi anche un po' più anziani, non è mai successo di avere degli ordinativi e di non riuscire ad evaderli per il costo della materia prima o delle materie energetiche. Quindi è una situazione un po' nuova e un po' paradossale. Quindi il lavoro c'è, le prospettive per il futuro e quindi le basi per una ripresa a pieno regime, quindi pre-Covid o pre-acqua alta, ci sono. Tutto è condizionato dal costo delle materie prime. Come le dicevo prima, una parte dei costi il mercato ha dimostrato che potrebbe o può assorbirle, sicuramente non ai livelli che abbiamo attualmente se non avessimo l'aiuto da parte dello Stato o della Regione. Quindi siamo fiduciosi, però siamo altrettanto consapevoli che senza un intervento strutturale di quale entità o volume esso sia, probabilmente non ci sono grosse prospettive a lungo termine. Quindi lei sta dicendo che voi avete le richieste, avete le commesse, ma costa troppo evaderle e non vale la pena alla fine. Sì, purtroppo il paradosso è questo. Noi abbiamo commesse naturalmente magari con prezzi antecedenti all'aumento del gas o adeguati parzialmente, che una volta che si va a produrre con questi nuovi costi si vede che si andrebbe a produrre sotto costo, quindi a malincuore molte volte si rinuncia alla commessa. Come avete accolto, alla luce del fatto che sia importante il turismo a Venezia, anche per la vostra sopravvivenza, anche se sappiamo che poi molti dei maestri vetrai di Murano si sono rivolti anche all'estero, ad altri tipi di mercati, ad altre esperienze, però il turismo rimane comunque sempre un ossigeno per le vostre realtà. La proposta di far pagare un ticket d'accesso, quindi di un numero chiuso per la città di Venezia, tema sul quale è tornato ancora oggi il sindaco Brugnaro, che dovrebbe diventare obbligatorio dal 2023, dall'estate 2023. Allora, in realtà le aziende più grosse di Murano hanno, per fortuna, visto anche gli ultimi 2 anni della pandemia, hanno dei mercati distinti da quello prettamente legato al turismo. E indubbiamente molte delle aziende più piccole vivono soprattutto del turismo murano, quindi ben venga il turismo. Naturalmente però deve essere un turismo di un certo livello, di una certa quantità. Il flusso indistinto di persone o poco sostenibile delle persone in realtà porta meno magari di un flusso più regolamentato e magari più di un certo livello anche culturale. Non è bello da dire, però una città come Venezia e di conseguenza Murano non può sopportare dei flussi oltre un certo numero di persone, quindi una selezione deve esserci. Non è che più gente arriva più si lavora, non è così, probabilmente sopra un certo numero la gente che arriva fa sì che lavorino male tutti, stia male la città e lavorino male anche gli operatori della città. Abbiamo parlato di mestieri che i giovani non vogliono più fare. Quello del maestro vetraio rimane un mestiere, una professione che ha un appeal verso i più giovani. Si riesce a tramandare di generazione in generazione?
No, in realtà questo è uno forse il più grosso problema di Murano, al di là del gas, al di là di tante altre cose, ossia il ricambio generazionale. E purtroppo il nostro è un lavoro faticoso, si lavora sempre al caldo, sia d'inverno e soprattutto d'estate. È un lavoro manuale, quindi c'è una certa fatica anche fisica. A chi piace dà molte soddisfazioni, perché più che un lavoro può diventare anche un'arte, quindi può essere, chi ha voglia e chi ha capacità può sviluppare un tipo di arte che quindi può dare molti sviluppi sia a livello economico sia a livello proprio come si può dire, dà soddisfazione. E purtroppo noi lavoriamo in un'isola a Venezia, e a Venezia ci sono molti altri mestieri molto meno faticosi e inizialmente più remunerativi. Per assurdo ci stiamo accorgendo che il ricambio generazionale lo stiamo avendo con persone anche di altri stati, quindi persone straniere, giovani che arrivano da tutte parti del mondo, che partono già col presupposto di voler fare questo mestiere. E questo è fondamentale per la riuscita, perché non è un mestiere semplice, perché oltre che faticoso non tutti riescono a farlo ad un certo livello. Quindi c'è il rischio, forse è una parola troppo grossa, però le prospettive è quello che avremo dei maestri vetrai a Murano, ma che non parleranno il veneziano stretto, ma che arriveranno da altre parti del mondo. Sì, in realtà non è un rischio, perché io lo vedo come un'opportunità, perché in realtà il mantenimento di una cultura millenaria è sempre positivo. Non le nascondo che c'è gente che arriva dal Giappone o dall'America che dopo qualche anno parla correttamente il veneziano, quindi quello è il minore dei problemi. Ma vengono qui per imparare l'arte e poi portarla nel proprio paese, o vengono qui per impararla e portarla avanti a Venezia, dove è nata questa arte meravigliosa? Molti vengono per impararla e molti rimangono perché si rendono conto che solo a Murano si trova, a Murano si fa qualsiasi tipo di lavorazione del vetro artistico. Negli altri distretti nel mondo, che potrebbe essere in Repubblica Ceca, negli Stati Uniti, nel Giappone, il vetro si fa un po' in tutto il mondo. Non esiste un luogo in cui in 1 chilometro quadrato, che è quello più o meno che è la dimensione dell'isola Murano, si praticano tutte le tecniche del vetro artistico. Grazie davvero a Cristiano Ferro, è stato molto interessante questo suo. Siamo partiti insomma dai dati più prettamente economici, ma poi abbiamo capito un po' di più come si sta evolvendo questo mestiere, il mestiere del maestro vetraio. Grazie davvero a Cristiano Ferro, consigliere di Promovetro e vicepresidente di Confindustria Venezia per il settore del vetro. Grazie davvero e buon lavoro, torneremo ad aggiornarci presto. Grazie. E noi adesso abbiamo ancora qualche istante la nostra ultima pausa pubblicitaria, prima però le previsioni meteo e poi pubblicità, e poi torniamo con le ultime notizie per questa nostra prima edizione. A tra poco. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Bentrovati al meteo. Graduale e lento aumento della pressione atmosferica, qualche disturbo però ci sarà ancora e il clima si manterrà piuttosto fresco. Vediamo il dettaglio di lunedì 30 maggio. Sul Veneto tempo in parziale miglioramento, ma avremo ancora un'alternanza di nuvole e rasserenamenti anche ampi. Entro sera non si escludono dei piovaschi a carattere sparso. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 10 e 14 gradi, massime invece oscillanti tra i 21 e i 24 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo a tratti coperto, ma come vediamo non mancheranno ampie schiarite soleggiate. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, massime sui 20-22 gradi. Infine diamo
uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto e con tanto sole. Temperature minime intorno agli 11-12 gradi, massime infine sui 23 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Siamo tornati in diretta e allora andiamo a Padova in via Anelli con una proposta per quell'area con un passato difficile alle spalle ma che ora sta tornando ad una normalità, sta rinascendo. La bonifica dell'area e la creazione di un parco pubblico, un grande polmone verde anche se temporaneo. Un gruppo di cittadini è preoccupato e chiede di intervenire nell'area in cui sarà costruita la nuova questura. Quando si tratta di venire in doppio petto con le fanfare, i soliti tromboni politici, a dire che le opere sono fatte in 448, poi ci ritroviamo con il solito degrado urbano. Marciapiedi invasi dalle erbacce, zona infestata da topi e zanzare, nessuna manutenzione effettuata dopo l'abbattimento delle 6 palazzine, completato ormai più di un anno fa. Va precisato però che la proprietà di quest'area in via Anelli non è più del comune ma dello Stato, che qui costruirà la nuova questura. Quindi a rigor di legge l'amministrazione ha dei limiti di intervento, la proposta però c'è. Non è che si voglia fare sempre l'ennesima polemica. Quindi la proposta che fate qual è? La proposta che facciamo è molto semplice. Noi diciamo, aspettando i tempi burocratici, diciamo così, degli appalti per costruire la nuova questura, va bene, noi pensiamo che intanto, perché potrebbero passare anche degli anni, perché intanto l'amministrazione comunale non ripristina quantomeno il terreno, bonificandolo, facendolo un giardino, un parco provvisorio, perché qui non c'è verde, qui non c'è spazio verde. La rivoluzione vera, quindi, dopo aver abbattuto le palazzine, per gli ambientalisti padovani è chiara, sempre fermo restando che la proprietà dell'area non è del comune. La rivoluzione vera sarebbe quella, ed è una sfida anche per le amministrazioni diciamo così attuali, che è quella di togliere il cemento, va bene, e rimettere il verde. Questa è la vera rivoluzione, non cemento su cemento. Sabato ad Asiago, dopo 2 anni di stop forzato a causa della pandemia, è tornata la grande rogazione. Migliaia di persone in una processione di 33 chilometri attorno ad Asiago. È la grande erogazione, un rito antico che sa di un patto con la divinità, che sa di un patto con chi può decidere il bello e il cattivo tempo, letteralmente. Migliaia di persone che quest'anno camminano per un motivo in più. Si torna alla grande erogazione dopo 2 anni di pandemia e si vede dal numero dei partecipanti quanto è importante questo evento spirituale, religioso, culturale e di tradizione per Asiago e per l'altopiano dei 7 comuni. Cittadella è l'unico comune di pianura ad aderire al progetto Alpen Sinfonietta, musica per le api. Proteggere l'ambiente, tutelare le api, favorire la biodiversità a suon di musica. Cittadella è l'unico comune non montano coinvolto nel progetto I Viaggi di Alpen Sinfonietta, la musica per le api, che vedrà protagonisti giovani musicisti che si andranno a esibire nell'arco alpino e prealpino per lanciare un messaggio di salvaguardia degli insetti impollinatori per eccellenza a rischio estinzione, un rischio che andrebbe a mettere in pericolo la terra. Formeremo un'orchestra costituita da giovani ragazzi della strategia Usalpe e unico comune in pianura e in provincia di Padova, Cittadella, che saranno i portavoce dei problemi dell'ambiente, soprattutto delle api e della biodiversità. Cittadella crede nell'ambiente e nel turismo sostenibile. Pensiamo che sia arrivato il momento di metterci alla pari con i paesi del nord Europa che hanno già investito in denaro. E proprio Cittadella sarà a fianco di questo progetto inclusivo al 100% di tutela e valorizzazione del nostro pianeta. Ancora le ultime
ultime due notizie. Una ricerca clinica condotta in Veneto tra maggio e dicembre 2021 ha evidenziato che in questo arco di tempo il 74% dei ricoverati in terapia intensiva per Covid non era vaccinato contro l'infezione. Inoltre il tasso di ricovero nel tempo ha mostrato un brusco e marcato aumento degli accessi in terapia intensiva di questi malati nella seconda metà dell'anno, in concomitanza con il forte incremento dei contagi negli ultimi mesi del 2021. E poi sono 125.200 i profughi ucraini giunti fino ad oggi in Italia, 65.841 sono donne, 18.631 uomini e oltre 41.000 i bambini. Vi ricordo il sondaggio che vi abbiamo presentato in apertura di questa diretta. Il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è: viaggio per la pace in Russia, Salvini sbaglia? È la notizia di queste ultime ore, e la proposta di Matteo Salvini di andare a Mosca, di incontrare Putin come mediatore di pace. Questo ha scatenato molte polemiche. Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 16 26 691. Se la risposta è no, il numero è lo 0422 16 26 690, la chiamata gratuita. All'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring, come ogni lunedì in diretta su Antena 3 a partire dalle 21:15, ospiti del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, Giacomo Possamai del Partito Democratico, Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia e poi Gianfranco Vezzaro, sindaco di Campodoro, e poi l'imprenditore Marco Zennaro, Andrea Marcato, allenatore del Petrarca Rugby, campione d'Italia, e poi il nostro collega Federico Fusetti, grande appassionato e conoscitore proprio del mondo del rugby, per commentare insieme questa vittoria del Petrarca. Siamo in chiusura, le notizie di Antenna 3 tornano questa sera a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.